Questo ragazzo si chiama Paolo Olianas, naturalmente è di Escolca come me e in genere tutte le manifestazioni che facciamo qui a Isili ci accompagna con le Launeders, quindi anche stavolta. Bene, signor Sindaco, per cortesia si avvicini, che tocca a lei. Va bene. Grazie Dante, un saluto a tutti, benvenuti ai relatori e un ringraziamento alla società, all'associazione Iskandula e all'associazione Agora Nuragica per l'organizzazione di questo evento che è diventato ormai un appuntamento fisso, ormai è motivo di orgoglio per noi ospitare un evento dall'alto valore scientifico e anche culturale. Il tema in discussione sicuramente non rappresenta solo una gloriosa eredità del passato. Sicuramente leggevo anche nella locandina, oggi più che mai c'è una forte consapevolezza, l'avete scritto, consapevolezza politico-culturale e sociale sul patrimonio archeologico. È un patrimonio che abbiamo il dovere non solo di salvaguardare, ma abbiamo anche il dovere di valorizzare, di promuovere, di sostenere anche attivamente, anche attraverso manifestazioni come quella di oggi, anche perché il settore archeologico può diventare un'occasione di sviluppo, soprattutto nelle aree interne come la nostra, può magari anche creare un'offerta nuova anche in chiave turistica. E il settore archeologico, grazie a Dio, qui a Isili non manca. Noi abbiamo 50 nuraghi censiti, quindi un importante patrimonio archeologico che testimonia che questo territorio era un luogo privilegiato per l'insediamento umano. Quindi un patrimonio archeologico di tutto rispetto che voi state anche oggi valorizzando e quindi vi ringrazio anche per questo, anche perché poi la vostra presenza, la vostra competenza, qui leggevo nella locandina che ci sono esponenti di università, di musei, di soprintendenze, e sicuramente offrirete degli spunti tecnici e scientifici per la tutela del paesaggio che sicuramente è un argomento molto attuale, tutela del paesaggio che ci interessa anche le comunità dell'interno e le amministrazioni comunali, perché siamo sempre sotto minaccia della speculazione energetica e questo è sicuramente un problema da affrontare. E anche in questi convegni penso che sia giusto ricordarlo. Non mi voglio dilungare, questo è un argomento sicuramente molto complesso, quindi vi ringrazio per avermi invitato e auguro a tutti una buona partecipazione al convegno. Grazie. Va bene, benvenuti a tutti. Io sono Dante Oliana, sono responsabile dell'Associazione Culturale Iskandula, che generalmente si occupa di tematiche legate alla musica e soprattutto all'antropologia, grazie al lavoro che facciamo sull'antropologo danese Andreas Fridolin Weisbenson, di cui siamo ereditari di tutti i materiali. Questo appuntamento è organizzato, come molto spesso è successo e speriamo che succeda ancora, con la collaborazione con Agora Nuragica e con Mauro, che è la mente che fa girare tutte queste persone. E qui Mauro, fai così con la mano, così ti conoscono tutti. Ok, allora, naturalmente siamo grati a chi ci ha supportato anche economicamente, che sono praticamente il Ministero della Cultura, la Regione Sarda, la Fondazione di Sardegna, naturalmente l'amministrazione comunale di Isili, e collaboriamo come sempre anche con il Club UNESCO di Isili, di cui Davide è il rappresentante ufficiale. Allora, per quanto riguarda il discorso di Iskandula, che è legata alla musica, ma la musica è molto legata all'archeologia, più di quanto noi possiamo immaginare.
Doveva essere qui per questo incontro il professor Antonio Lai, che insegna all'Università di Parigi, che ha fatto proprio uno studio sulle corrispondenze che esistono tra la musica e quella che era la concezione della civiltà nuragica, sia per il tempo, sia anche per il rapporto con la natura, diciamo la concezione del mondo dei nuragici. In particolare il lavoro di Antonio Lai riguarda l'ipostasi ternaria e l'ipostasi circolare, cioè la ripetizione della triade all'interno della musica sarda e della circolarità del ritmo, che ci collega al mondo arabo, ci collega al mondo della musica indiana e ha poco a che fare con le altre musiche che sono presenti in Europa. Per questo la musica sarda è distinta. Una persona che è venuta a mancare quest'anno era il professor Arnaud Leboeuf, che molto ha lavorato sul pozzo di Santa Cristina. Con Arnaud Leboeuf da anni lavoravamo per un documentario sulla sua ipotesi per quanto riguarda l'utilizzo, la funzione del pozzo di Santa Cristina, almeno dal punto di vista astronomico. E noi abbiamo avuto la fortuna, perché da anni siamo andati a Santa Cristina a dicembre oppure a gennaio quando c'era la luna piena, e solo l'anno scorso a gennaio siamo riusciti, io non tanto, ma è riuscito Reda con un altro amico ad accompagnare Leboeuf. Io stavo male, non sono potuto andare, e sono riusciti a filmare il fenomeno che Leboeuf aveva ipotizzato nel pozzo di Santa Cristina. Dopo di questo vi lascio e darò la parola a Paolo Litarru, che sarà il conduttore della serata. Ok, grazie mille. Grazie Dante. No, chi sente questo pensa che tutti quelli che si occupano di questa materia siano matti e ha ragione, in effetti non ha tutti i torti. Comunque grazie a tutti voi della vostra presenza, grazie al sindaco Luca Pilia, a Mauro che ci accolgono in casa, a Dante che ha organizzato magnificamente questa sessione. Ci conosciamo più o meno tutti, io sono Paolo Litarru, mi occupo di questo argomento dal 94 come appassionato. Chi volesse approfondire i temi, i motivi, il percorso che ci ha portato qui, trova diversi libri, tra cui il mortalmente noioso contadino che indicava la luna, che parla della vicenda del perché siamo a Isili. Li trovate tutti là fuori. Siamo a Isili per due ragioni. Uno, per questo incontro che a me risulta essere il primo in materie di tecniche costruttive nuragiche, invece ho appreso che non è il primo, ma non mi risulta si siano mai riuniti studiosi del spessore di quelli che abbiamo il piacere di avere qua, a occuparsi del tema della costruzione, delle tecniche costruttive nuragiche. Tra un attimo anticipo, anche se avete già visto il programma, chi abbiamo. E l'essere a Isili non è casuale. Ecco, questo credevo tutti fossero al corrente, invece per chi non lo sapesse, Isili, oltre che il paese, la città di Mauro Pepino Zedda, qui è iniziata, diciamo, scientificamente l'archeoastronomia in Sardegna. Non è il cuore dell'argomento principale del dibattito, ma due parole bisogna dirle. Cioè, alla fine degli anni 80 e i primi anni 90, qui si sono svolti gli studi pionieristici che hanno portato a comprendere meglio questa connessione tra l'astronomia e i nuraghi, che ha rivoluzionato l'archeologia. Sicuramente l'archeologia ancora non ne ha preso completamente atto, non è, ripeto, oggetto del convegno di stasera, ma le ragioni epistemologiche che hanno portato a questo ritardo sono da approfondire. Ma questi studi, per i pochi che non lo sapessero, hanno fatto il giro del mondo e campeggiano sulle riviste scientifiche più importanti del mondo. Qui nel 2005, in questa sala, 75 studiosi della SEAC, della Società Europea per l'Astronomia e la Cultura, si sono riuniti in un convegno di un'importanza che potete facilmente intuire. L'anno dopo a Rodi
lo stesso convegno vide la partecipazione dei ministri della cultura di 4-5 nazioni europee. Qui invece passò in silenzio, insomma, ruppi un po' le scatole all'Unione Sarda e ci furono 5 righe di presentazione dell'evento. Quindi questo è il motivo del convegno, del motivo della scelta di Isili come località. È per la prima volta un tema interessantissimo, perché quali sono le tecniche costruttive dei nuraghi? Il qui presente Franco Lahner è stato tra i primi non archeologi a occuparsene, sia in alcune tesi, diciamo la prima tesi di laurea fu, se non sbaglio, nel 95, il nuraghe macchina di se stesso, e ha prodotto poi in un libro che si chiama Cabadora del 99, se non vado errato, ma Franco, che per chi non lo conoscesse è stato professore di tecnologia e architettura allo UAV, pioniere delle costruzioni in legno lamellare, è stato sicuramente il primo studioso accademico non solo a occuparsi delle tecniche costruttive, ma anche a studiare l'afferenza dei nuraghi alla sfera del sacro. Quindi c'è questa duplice trentennale o quarantennale studio di Franco che rende la sua testimonianza preziosissima. E oggi ci racconta, io ho già avuto così il piacere e il privilegio di leggerlo, di un errore ricostruttivo, ma Franco farà 2 interventi, uno sul Pozzo di Santa Cristina, di cui avete visto adesso delle immagini, e uno domani invece sulle tecniche di restauro, materia della quale Franco si è occupato a livello accademico e a livello professionale per penso più di 50 anni. Abbiamo anche il grande piacere e l'onore di avere qui il professor Battista Grosso, che insegna geotecnica, meccanica delle rocce, diciamo nasce come ingegnere minerario, ma si è occupato anche di bonifiche ambientali, anche molto bene, non lo dico per piaggeria, ci presenta uno studio, anche qui ho avuto il piacere di leggerlo prima, uno studio sulla fattori di sicurezza applicato ai nuraghe, ce lo racconterà. Hanno già litigato sui social, sarà bello, stimolante, amichevolmente discuterne qui in presenza. E tra i due Angelo Saba, che penso per chi è di questa zona non ha bisogno di presentazioni, che è un ingegnere che da sempre opera nel restauro e nel consolidamento dei monumenti nuragici. Angelo mi chiede di essere presentato così sobriamente ed è bello così, ma è una persona di enorme spessore, di enorme esperienza, dove non so dove è finito, in materia di consolidamento e restauro dei nuraghi. Al termine di questa, ecco, un modus operandi che vorrei darci, a me piace quando arriva alla fine e tutti ci siamo dimenticati le domande che vorremmo fare a chi ha parlato 2 ore prima, è antipatico, quindi dopo ogni intervento della durata massima di mezz'ora, 40 minuti, insomma non c'è bisogno di togliere la parola a nessuno, penso, io farei delle domande. Al termine di questi 3 interventi andremo, per chi è sopravvissuto, a vedere il tramonto nel Valle di Brabaciera, dal nuraghe Nueddas, e che per i pochi che non conoscessero è il baricentro, il cuore del sistema di nuraghi astronomicamente disposti, che, come accennavo all'inizio, costituisce uno studio di incomparabile, non solo di incomparabile valore scientifico, ma anche di incomparabile bellezza. Io dico sempre qui a Luca, sei il sindaco di un paese, di una cittadina che dovrebbe essere sugli atlanti mondiali di questa materia. Lui mi dice sempre che i sindaci poverini hanno da occuparsi di ospedali, di trasporti, di rotture di scatole di tutti i generi, ma Isili ha ben ragione, potrebbe essere, leggevo il nuraghe Isparas ha 5.184 visitatori l'anno, i siti mesoamericani, Newgrange e Stonehenge, superano il 1.000.000 di persone. A Newgrange si fa addirittura una sorta di lotteria al solstizio per selezionare 80 fortunati
turisti che osserveranno il sorgere del solstizio dalla tomba. Qui abbiamo un esempio di importanza e di valore mondiale. Io spero, finché siamo in vita, di farlo conoscere al mondo. Quindi c'è questa osservazione, e domani mattina, a speculare, ci sarà l'alba, che è ancora più bella, perché, concludo con questo, perché mentre sul nuraghe Isparas, su cui tramonta il sole, c'è in prossimità una tensostruttura, una costruzione che, come dire, inquina un po' il tramonto, per fortuna invece sul nuraghe Longu, dal quale il sole sorgerà domattina, invece l'orizzonte è sgombro. Io avevo destinato gli ultimi 2 pensieri, uno a chi lotta contro la speculazione eolica, ed è dovero, io li ringrazio, purtroppo sono un po' assenteista in questo campo, ma ringrazio chi lotta contro questo fatto. Insomma, è giustissimo produrre l'energia verde, non si vede perché debba essere prodotta tutta qui. E poi l'ultimo commosso ricordo, qui mi ha anticipato giustamente Dante, al professor Arnaud Leboeuf, che dal 2017 ha vissuto in Sardegna, ritenuto uno dei massimi studiosi di archeoastronomia, ha chiuso la carriera all'Università di Cracovia insegnando storia delle religioni, prima di trasferirsi nel 2017 a Sardara. Gli ultimi 20 anni più della sua vita sono stati dedicati a questo pozzo, che lui riteneva il monumento più importante dal punto di vista dell'astronomia della Luna. Arnold ci ha lasciato il 12 febbraio di quest'anno, e questo preziosissimo video realizzato da Dante e da Reda speriamo veramente renda giustizia degli studi di quest'uomo, che ha pubblicato anche il suo lavoro, è pubblicato sugli annali degli atti della SEAC. È contestato per tante ragioni, questa non è la sede per discuterne, ma ringraziamo insomma di aver avuto uno studioso di questo calibro qui in Sardegna. Quindi io vi ringrazio ancora, credo di non aver, spero, dimenticato nessuno. Abbiamo quindi nel programma di oggi l'ho detto, il programma di domani invece vedrà la presenza di 2 archeologi come Giacomo Paglietti e Augusto Mulas. Franco l'abbiamo detto, l'architetto Patrizia Luciana Tomassetti, poi uno degli architetti il cui intervento era previsto domani pomeriggio, ho scoperto che non parteciperà, quindi non so se in questi casi è prevista una sostituzione da parte di qualcuno, se no uno degli interventi di domani salta. L'architetto Serena Noemi Cappai, e chiuderà la serata di domani la professoressa De Palmas, che è dell'Università di Sassari, quindi una ordinaria di archeologia che, questo le fa ovviamente dal nostro punto di vista molto onore, ha sempre avuto un occhio di riguardo verso questi studi, pur condotti da autodidatti o da studiosi di altra estrazione. Quindi sarà qui domani. Quindi ancora grazie, e io do la parola al professor Battista Grosso per un studio che ha per titolo Stabilità e tecniche costruttive delle torri nuragiche. Prego. Ringrazio intanto Paolo per avermi invitato, gli organizzatori per la accoglienza. Devo usare il microfono, sì, credo che si senta uguale, quindi no, non si sente uguale. Okay. È acceso? Sì. Vabbè, diciamo che i ringraziamenti li avete, credo che sì, siamo sentiti. Diciamo che io sono uno di quelle persone che non è un addetto ai lavori, cioè sono, come dire, lavoro in un campo che ha qualcosa a che fare ovviamente con le costruzioni nuragiche, ma ovviamente diciamo, la meccanica delle rocce in particolare, gli studi sulla stabilità delle strutture in roccia sono un argomento che non è mai stato applicato fondamentalmente all'archeologia, almeno per mia conoscenza. E solo da poco tempo, diciamo, mi sono un po' avvicinato a queste strutture per esaminare
come se fosse una sorta di esercizio, le condizioni statiche per cui queste strutture stanno in piedi. Allora io presento una pubblicazione fondamentalmente, gli argomenti che hanno fatto parte di questa pubblicazione, che sono lo studio sulla stabilità e sulle tecniche costruttive delle torri nuragiche, che è stata pubblicata su un giornale di archeologia, fondamentalmente su una rivista di archeologia, e è stata criticata da qualcuno, ma sinceramente io non è che me ne sia molto accorto, perché non guardo i social, non mi interesso molto di queste cose, soprattutto dei canali, come dire, in cui ci sono discussioni un po' fuori dal coro, diciamo. Però intanto prima di iniziare volevo chiarire alcune cose. Lo studio che andiamo a presentare è uno studio che ha come presupposto la scelta di analizzare un modello concettuale di nuraghe, cioè non i nuraghi in generale, ma quello che è uno schema rappresentativo delle costruzioni nuragiche, cioè la torre nuragica come elemento base costruttivo di sistemi complessi nuragici. E anche questa torre, però, per poter essere analizzata in senso ingegneristico, in senso statico, ha bisogno di essere modellata, cioè di essere trasformata da un oggetto concreto, che è quello che vediamo un po' dappertutto sul territorio, in un modello concettuale, cioè in qualcosa che può essere descritto secondo, come dire, leggi fisico-matematiche che possono essere manipolate. Questo passaggio non è un passaggio banale, è un passaggio concettuale molto importante, soprattutto per i non addetti ai lavori, cioè la necessità di utilizzare un modello per analizzare la statica di queste costruzioni non significa che tutto quello che risulta dall'analisi del modello sia assolutamente in ogni caso applicabile a tutte le costruzioni nuragiche. Il modello è rappresentativo, come dire, delle caratteristiche principali, ma ne trascura altre, per esempio, no? Però ha lo scopo di cogliere i meccanismi di funzionamento fondamentali. Quindi anticipo un po' quelle che possono essere le obiezioni del tipo ma quel nuraghe è fatto in modo diverso, ma non funziona esattamente così perché quello ha un'apertura fatta in questo modo. Cioè non è pertinente questa osservazione, perché l'indagine è mirata alla comprensione dei meccanismi di base, quelli fondamentali. Poi è chiaro che nell'analisi di una struttura particolare, il modello va adattato, cioè va particolarizzato. Va particolarizzato. Questo passaggio, è doveroso per me. Allora, intanto, ripeto, per quello che è questo studio è stato fatto fondamentalmente da ingegneri, che hanno analizzato la statica, a prescindere poi da tutte le altre caratteristiche e quindi dalle funzioni che queste strutture hanno avuto in passato, della posizione rispetto alla topografia, alle alture, eccetera. Quindi è uno studio molto focalizzato, molto stretto. Allora, nella prima parte di questo lavoro, come si fa sempre, si analizza un po' quella che è la bibliografia, cioè quello che è stato scritto in passato relativamente agli aspetti strutturali e meccanici, e le cose principali, io le ho riassunte in questa pagina, e sono il fatto intanto che consideriamo una torre, quindi una struttura
monotorre e non, diciamo, strutture complesse. Uno, anche con la consapevolezza che le strutture complesse molte volte sono fatte di insiemi di torri e quindi, diciamo, non è che i risultati che otteniamo siano da buttare via se la struttura non è esattamente uguale a quella che abbiamo fatto. Poi, diciamo, questi manufatti hanno delle caratteristiche chiare, cioè sono torri troncoconiche, costruite con materiale lapideo in assenza di malta di connessione o di legante fra i blocchi e quindi sono muratori a secco che comprendono fondamentalmente, almeno dal nostro punto di vista, sempre per modellare la struttura, cioè per costruire un modello ordinato della struttura, perché solo i modelli ordinati possono essere analizzati in senso generale, cioè, o meglio, soltanto i modelli ordinati e schematici possono mettere in evidenza i caratteri generali delle strutture. Okay? E quindi queste strutture per noi sono fatte di 3 elementi fondamentali. Una torre esterna troncoconica, ovviamente in muratura a secco, una tolos interna, che è una camera chiusa che ha determinate caratteristiche sia geometriche sia, diciamo, costruttive in termini di dimensioni e disposizione dei blocchi, e un intercappedine che rimane fra queste 2 strutture, cioè fra la torre esterna e la tolos interna, che per quello che riguarda questo studio è stata considerata piena di materiale di riempimento. Questo materiale di riempimento è, poi vedremo, diciamo, nella prosecuzione, ha dal nostro punto di vista una funzione fondamentale che non è stata messa in evidenza correttamente dal nostro punto di vista e che contribuisce in modo fondamentale alla stabilità della struttura. Sarebbe meglio dire al livello di stabilità della struttura, perché una struttura può essere stabile secondo tanti livelli, cioè può essere stabile ma vicino al crollo, ma può essere stabile con, diciamo, livelli di sicurezza molto alti, e questo probabilmente è proprio il caso dei nuraghe, okay? Cioè sono strutture statiche stabili, ma stabili con livelli di sicurezza molto alti, tant'è che sono assolutamente resilienti rispetto a un sacco di azioni esterne che li hanno, diciamo, questa resilienza li ha portati fino ai giorni d'oggi, fino a, diciamo, attraverso 3.000 anni. Intanto, diciamo, queste strutture, una delle cose che abbiamo notato studiando la letteratura un po' più tecnica, diciamo, sugli aspetti statici di queste strutture, è che intanto non viene mai messo in evidenza un aspetto che invece è fondamentale per noi, e cioè che gli elementi che costituiscono la struttura nel suo complesso scambiano soltanto 2 tipologie di tensioni: le tensioni di compressione, cioè gli stress compressivi, e gli stress di taglio. Non possono assolutamente scambiare stress di trazione, cioè questi materiali in trazione non ci possono andare, ovviamente, perché sono strutture fatte di blocchi non collegati l'uno all'altro. Il collegamento avviene solo per contatto e il contatto scambia forze di compressione e di taglio. È materia di ingegneri, d'accordo, ma ha delle, come dire, ha delle conseguenze questo, ha delle conseguenze. Un altro aspetto che noi abbiamo rilevato essere molto importante è il famoso effetto di cerchiatura. Che cosa vuol dire? Che noi abbiamo trovato in certi, come dire, in certi autori, okay, come un effetto riconosciuto, e in altri autori come un effetto
trascurato e ritenuto trascurabile. Che cosa è l'effetto di cerchiatura? È il fatto che nei confronti della Tolos diciamo, i corsi di blocchi che costituiscono diciamo, la struttura a volta, anche se non è una volta, diciamo, mi esprimo in termini non propri, ok? Allora, questi cerchi, la stabilità di questi cerchi è incrementata da un effetto di compressione, ok, generato da tutto ciò che sta attorno alla Tolos stessa. Adesso io ho il microfono in mano e non posso mimare quello che vorrei, ma se noi immaginiamo il cerchio interno della Tolos formato da una serie di blocchi, ok, e immaginiamo che all'esterno ci sia tutta una serie di materiali, cioè i materiali del riempimento della camera dell'intercapedine fra la Tolos e il muro esterno, okay? La pressione generata da questi materiali comprime questo cerchio e lo rende stabile, lo stabilizza. Questo effetto è stato messo in evidenza a volte, ma è stato disconosciuto e ritenuto trascurabile da altri. Noi riteniamo che sia invece fondamentale. Quello che non è mai stato invece detto è che il materiale di riempimento, cioè il materiale che sta fra la torre esterna e la Tolos, okay, ha una funzione fondamentale. Sappiamo benissimo che questa intercapedine non è completamente piena, perché ci sono le scale, eccetera, eccetera, ma in buona parte è piena. In buona parte è piena. E l'effetto di questo materiale, che è un materiale sciolto, uno può dire no, ma non è completamente sciolto. Non è completamente sciolto, ma ha l'effetto di un materiale sciolto. E che è l'effetto di un materiale sciolto è il seguente, cioè di trasformare il proprio peso, diciamo come l'acqua, tra virgolette, per farmi capire, di trasformare il proprio peso, quindi le tensioni orizzontali in tensioni, scusate, le tensioni verticali dovute al proprio peso in tensioni orizzontali, in spinte orizzontali. Quindi questo materiale che noi troviamo all'interno dell'intercapedine, cioè a questo materiale, noi abbiamo dato un'importanza diciamo molto, molto significativa, ma non l'abbiamo, diciamo, data così come idea, l'abbiamo quantificata, cioè, voglio dire, non è un'ipotesi, è che se effettivamente c'è questo materiale in mezzo fra queste due intercapedini, lui funziona in un certo modo. E su questo non c'è dubbio, non c'è proprio discussione. E il suo effetto è quello di generare il livello di stabilità, cioè di innalzare il livello di stabilità della struttura. Adesso andiamo un attimo, diciamo, questo, come dire, è il background, cioè quello che noi abbiamo trovato nella letteratura come spunto interessante per la nostra analisi. L'analisi poi l'abbiamo sviluppata. Intanto, come ho detto, abbiamo avuto la necessità di modellare, cioè di creare un modello concettuale della torre nuragica, e quindi abbiamo individuato questi tre elementi: la Tolos, la torre esterna e il materiale di riempimento. Questo diciamo, è un'operazione che nelle scienze, diciamo così, nelle scienze fisiche si fa sempre, come dire, la costruzione di un modello. Infatti i fisici, per esempio, raccontano sempre a livello di barzelletta che quando vogliono studiare un cavallo, la prima cosa che fanno è consideriamo un cavallo sferico, cioè un qualcosa che è talmente lontano dal cavallo, okay, ma che comunque è un punto di partenza per studiarne come dire, il comportamento. Dico cose che per me, diciamo, è stato interessante scoprire, ma per voi sono cose, diciamo, scontate. Le dico soltanto per ricordarle a me stesso, e cioè che
Queste torri diciamo, hanno raggi di base che variano diciamo, intorno a qualche diciamo, alla decina di metri, diciamo tra 10 e 15 metri, altezze fino a 16 metri. E una cosa interessante è la pendenza della muratura del tronco di cono che è variabile tra 8 e 15 gradi, cioè è un tronco di cono che a volte è anche abbastanza chiuso in termini di pendenza. La Tholos ovviamente più piccola, ha un raggio di base 3,5-6 metri, queste sono statistiche che sono state misurate, sicuramente sono state riprese dalla letteratura da parte nostra, con altezze fino a 11 metri. Ecco, una delle cose interessanti ai fini degli studi è la forma della Tholos. La Tholos è approssimabile con un paraboloide che ha una sua equazione e questo è importante. Perché? Perché diciamo, le forme geometriche influenzano in modo determinante gli equilibri statici, no? La composizione degli equilibri statici. Un'altra indagine che è stata necessaria per la costruzione di questo oggetto da analizzare è appunto la dimensione dei blocchi. I blocchi, vado direttamente a questi diagrammi, i blocchi della torre esterna hanno una altezza che diciamo, diminuisce dal basso verso l'alto secondo una visione statistica che si vede, che è mostrata nel diagramma di sinistra, in cui si vede che diciamo, mediamente questi blocchi hanno una dimensione intorno al metro, quelli di base, e man mano che si sale nel paramento esterno presentano dimensioni decrescenti ovviamente, ma tutto sommato se guardate diciamo, la pendenza di questa tendenza vi accorgerete che in realtà si diminuiscono ma non di tanto, perché da 1 metro finiscono più o meno a un 50 centimetri, con ovviamente variazioni di tutti i tipi, cioè, che sono rappresentati da quelle stanghette. Lo spessore verso l'interno di questi blocchi lapidei diciamo, ha una dimensione un po' maggiore di quella appare avere da questi diagrammi, poi sarò smentito, ma non credo perché questi sono ripresi da letteratura, non li abbiamo misurati noi. Quindi diciamo, sono un po' più grandi, cioè i blocchi sono un po' più grandi in direzione radiale, rispetto alla dimensione di altezza, cioè alla dimensione che è sulla superficie del paramento. I blocchi invece della Tholos chiaramente sono più piccoli, ma la cosa più interessante è che diminuiscono di dimensione più velocemente, cioè con l'altezza, no? Mentre nella torre esterna ad altezze anche rilevanti i blocchi sono ancora grandi, nella Tholos interna ovviamente anche per motivi come dire, di dimensioni della Tholos stessa questi blocchi diventano abbastanza più piccoli fino a trovare blocchi di 10 cm nelle parti alte. Questo ovviamente ha un'importanza per la costruzione diciamo, del modello da analizzare. I materiali, ecco, sui materiali sappiamo tutti, i materiali normalmente con cui sono costruiti nuraghe dipendono dalla posizione del nuraghe, cioè normalmente sono legati alla litologia delle aree su cui sono costruiti queste strutture e sono normalmente basalti, diciamo ci sono rioliti, granitoidi, fino addirittura a calcare, ma addirittura scisti e marne, quindi materiali altamente degradabili, con pesi specifici, non entro che vanno da 29 kN/m3 fino a una ventina di kN/m3,
Ecco, la cosa importante però che io vorrei, diciamo, mettere in evidenza è che questi materiali hanno resistenze che sono di ordini e ordini di grandezza rispetto agli stress a cui sono sottoposti. Okay? Perché se io considero un basalto che ha una resistenza che può arrivare, diciamo, anche a 3.000 kg a centimetro quadro, okay? Ma anche se fosse a 1.000 kg a centimetro quadro, e considero lo stress a cui è sottoposto un blocco anche alla base del nuraghe, ma diciamo, confrontiamo 1.000 di resistenza forse con 10, 8, quindi hanno capacità, questi materiali rispetto alle sollecitazioni a cui sono sottoposti, hanno resistenze infinite. Se si rompono per altri motivi, non certo per questioni di stress legate alla corretta costruzione e alla posizione del concio. Ecco, oltre ai blocchi, il materiale di riempimento. Il materiale di riempimento non è, nella maggior parte dei casi, non è un materiale omogeneo, cioè nel senso che non è una sabbia, non è un'argilla, è normalmente un insieme di clasti, quindi di blocchi di piccole dimensioni, mischiate a terra, argille, sabbia, eccetera. La cosa che però è interessante da mettere in evidenza e che secondo me, diciamo, non è, come dire, mai stata messa a fuoco in modo chiaro, è che nella costruzione di queste strutture il fatto di inserire tra le due murature questo materiale di riempimento, come ho detto prima, genera uno stress compressivo sugli anelli interni, stabilizzandoli. Questo stress compressivo però è uno stress modulabile. Cosa voglio dire questo? Che se io immagino se io immagino una costruzione diciamo che procede dal basso ovviamente verso l'alto, per strati orizzontali, ok. Immagino che chi costruisce vada a compattare il materiale fra le due murature in modo, come dire, non casuale. Il materiale sciolto più viene compattato, immaginate con un maglio o con una pietra, quello che volete voi, più chiude e fa l'effetto di cerchiatura della tolos interna. Quindi, diciamo, io credo che nella costruzione di queste strutture, che credo e che mi risulta avvenisse per cerchi di conci sovrapposti l'uno all'altro, ovviamente dei tre strati, lo strato interno, lo strato intermedio di materiale sciolto e lo strato esterno, che crescevano tutti assieme, ok, lo strato di materiale di riempimento veniva compattato artificialmente, andando a stabilizzare la tolos interna. Tenete conto di una cosa, che se voi, è ovvio, ma lo dico lo stesso, che se voi provaste a costruire una tolos con quelle forme, senza la torre esterna e il materiale di riempimento, non starebbe mica in piedi. Questa, diciamo, è la dimostrazione intuitiva del fatto che la costruzione di per sé è una costruzione che, diciamo, considera per la sua statica i tre elementi tutti assieme. Ora, non so se vi ho annoiato abbastanza o se, diciamo,
siete ancora interessati all'argomento. Sì, grazie. Grazie mille. Grazie. Allora, diciamo, tutto quello che vi ho raccontato in modo qualitativo e chiaramente in modo qualitativo viene implementato, viene concretizzato in un modello numerico, cioè un modello fisico-matematico che è capace di simulare in qualche modo e che è capace di simulare le interazioni fra i blocchi e le interazioni fra l'attolos, il materiale di riempimento e la torre esterna. Diciamo, cerco di andare veloce, dico soltanto, ecco, questa immagine di sinistra e anche l'immagine di destra, come dire, mettono un po' in evidenza quello che ho cercato di spiegare prima, cioè il fatto che, a nostro avviso, la costruzione non poteva che avvenire in questo modo, nelle sue linee generali. Certamente non poteva avvenire, costruisco prima l'attolos, costruisco poi la torre esterna e poi riempo dentro. Ecco, non esiste questa cosa. Quindi molto probabilmente, ripeto, non voglio invadere un campo che non conosco, ma molto probabilmente, intuitivamente, non poteva che avvenire in questo modo. Ma se avveniva in questo modo, allora la statica veniva influenzata dal materiale di riempimento nel senso che ho detto. Abbiamo cercato di diciamo, andare un po' nel dettaglio del meccanismo di formazione della stabilità dell'attolos. Cioè abbiamo cercato di capire in che modo l'attolos collassa o può collassare e quali sono invece gli elementi che la rendono stabile. Per far questo, questa operazione, diciamo, non si può fare a mano. Perché? Perché i blocchi sono troppo numerosi, gli algoritmi sono troppo difficili, si fa con dei metodi che si chiamano metodi degli elementi distinti e che se vi capita se vi è sicuramente capitato, ma vi capiterà ancora di vedere studi statici di queste strutture fatte con metodi dei continui, ok? Beh, i metodi dei continui non possono assolutamente simulare quello che vedete lì, cioè il movimento di ogni blocco per i fatti propri. Ok? In questi metodi ogni blocco è un mondo a sé che interagisce con gli altri blocchi attraverso soltanto le superfici di contatto. Okay? E per questo motivo questi metodi sono assolutamente adatti ad analizzare queste strutture. Per farla molto breve, abbiamo considerato l'attolos e abbiamo ridotto progressivamente la resistenza all'attrito sulle superfici dei blocchi per farla collassare e per capire in che modo collassava. Se voi guardate quella figura si capisce il modo in cui collassa, e cioè il modo in cui collassa è questo: man mano che io porto su i vari corsi di conci, ok? E li porto ovviamente ad altezza sempre maggiore, a un certo punto cominciano a ruotare verso l'interno. Se ovviamente l'attrito non è altissimo, cominciano a ruotare verso l'interno. In questa rotazione spingono un particolare concio, lo spingono verso l'esterno facendolo uscire dalla struttura. Diciamo, questo è spiegato meglio in questa figurina schematica in cui si fa vedere che man mano
diciamo, la struttura cresce in altezza mettendo un concio dopo l'altro, la rotazione aumenta la forza orizzontale che viene applicata, diciamo, ai vari blocchi che stanno sotto, e quando questa forza orizzontale supera la resistenza d'attrito, un particolare concio viene sparato fuori. Okay. E allora questo diciamo, ecco, ve lo volevo far vedere, magari se si vede qua, non so se si vede, no, non si vede, perché questo, diciamo, vabbè, diciamo, lasciamo stare. Allora, questo tipo di analisi non è fine a se stessa, serve per mettere in evidenza che cosa invece impedisce che questo succeda, cioè, e quindi che cos'è che genera la stabilità. Ma la stabilità è generata da queste forze. Uno, la forza, cioè sono le forze che impediscono la rotazione dei blocchi. Queste forze sono, uno, la forza P verticale che è esercitata dal materiale di riempimento sulla mensola esterna, no? La preme giù, e su questo non c'è dubbio. 2, la forza FR orizzontale che è esercitata sempre dal materiale di riempimento, ma direttamente sulla superficie verticale del concio, che evita che il concio venga sparato verso l'esterno, okay? Sparo dell'attolos. E ovviamente la forza d'attrito fra un blocco e l'altro, quella T, che evita sempre che il blocco che ha chiamato B venga mandato fuori dalla rotazione dei blocchi superiori. Okay? Quindi se io guardo questa figurina mi rendo conto che le forze stabilizzanti da chi sono formate, da chi sono generate? Ma sono generate dal materiale di riempimento. Sono generate dal materiale di riempimento. Questa è un'analisi un po' più complicata ancora, ma fondamentalmente il materiale di riempimento, diciamo, oltre ad avere quelle 2 azioni che ho fatto vedere, ha anche un'azione di impedimento della rotazione, in quanto i blocchi che costituiscono un arco orizzontale, per potersi, diciamo, per poter ruotare, okay, hanno bisogno di uscire un po' verso l'esterno. Okay, di spostarsi verso l'esterno. Un'analisi geometrica questa, e ovviamente l'azione del materiale di riempimento che invece è fuori dal cerchio e lo tiene fermo, evitando la rotazione, evita a maggior ragione, diciamo, la possibilità che questi conci collassino. Se la volete vedere in un altro modo ed è possibile, e questa è una cosa intuitiva, se voi considerate un arco di conci che sono ovviamente schematici, non sono esattamente il nuraghe, no? Ma sono un modello più o meno vicino, più o meno lontano, ma sono un modello dei conci nuragici. Okay. Quindi se voi considerate quest'arco orizzontale di conci, e ovviamente esercitate una forte azione di cerchiatura, di fatto state rendendo solidali per compressione i conci l'uno all'altro. No? Questo si fa sulle colonne, strutturalmente si fa dappertutto. Ma se voi prendete degli archi continui, immaginate adesso degli archi continui di pietra o di qualunque materiale, e li mettete l'uno sull'altro, degli archi continui, e li mettete l'uno su... quelli non crollano mai, non possono crollare per questioni geometriche, o si rompono o non crollano mai. Cioè voi potete costruire una struttura a cerchi con il coefficiente di sbalzo che volete, quello non crollerà mai. Allora, l'azione di cerchiatura, nel momento in cui avvicina il cerchio di conci discontinuo al cerchio continuo, dà questo effetto stabilizzante. Quindi, insomma, noi adesso, diciamo, sono quasi alla conclusione. D'altra parte, però, queste forze orizzontali generate dal materiale di riempimento, è vero che premono i cerchi della tolos e li stabilizzano, ma premono anche quelli della torre esterna.
facendo l'effetto esattamente opposto, cioè i blocchi della torre esterna sono soggetti alla forza orizzontale esercitata da questo materiale di riempimento, tendono ad uscire, ad allargarsi, si vede chiaramente. E questo è il motivo per cui sono ciclopici. Devono essere ciclopici per forza, perché devono contrastare questa spinta orizzontale col proprio peso e le forze d'attrito che nascono dal peso stesso. In questo modo, se uno facesse la torre esterna con blocchi piccoli, di sicuro la torre esterna non terrebbe, perché verrebbe sparata fuori dal materiale di riempimento. Ma questo non solo non terrebbe ora, ma non avrebbe tenuto in fase di costruzione, perché se in fase di costruzione pigio, compatto il materiale di riempimento fra un muro e l'altro, okay, e se il concio esterno è piccolo, man mano che compatto viene spostato. Deve essere estremamente pesante, e questo è il modo che, diciamo, questa interpretazione. Poi io non so se poi a livello, come dire, archeologico, secondo altre, diciamo, linee di pensiero possa essere confermato, ma sicuramente non è un qualcosa di, come dire, campato in aria, improbabile. La cosa funziona così. La cosa esattamente. Quindi in sintesi questo lavoro, diciamo, al di là di tutti i particolari che sono spiegati dentro ovviamente il lavoro stesso, dentro la pubblicazione, quello che mette in evidenza è proprio il ruolo di questo materiale che esiste dentro l'intercappedine e che ha proprio questa funzione di stabilizzazione dell'attolos, che tra l'altro stabilizza nei confronti di tutta una serie di forze, ovviamente anche quelle dinamiche. È vero, sismi in Sardegna ce ne sono pochi, ma ci sono stati, rispetto ai movimenti, e in generale, come dire, genera una solidità della struttura abbastanza importante. Io, diciamo, con questo avrei concluso, e vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato e aspetto, diciamo, qualche domanda che mi sembra che verrà, insomma. Mi auguro perlomeno. Ora, no, la davamo per scontata. No, la farei subito in modo tale che ci ricordiamo a caldo, così io ce l'ho una. Sì. Mi ha fatto molto piacere sentire questo del materiale di riempimento, perché da ragazzino in paese si va a vedere i muratori che lavorano con i riempiti, che vanno a vedere i cantieri, no? E stavano sempre lì, e quando costruivano i muri di pietra, facevano la parte dell'altra e poi ciccavano Un classico. non che poteva essere meglio o grossa, no? Praticamente hanno mantenuto questo sistema fino adesso, non solo nelle alture che secolo, che quindi fatti con il fango. Sì, lì, diciamo, lo scopo è un altro, cioè lì è utilizzare due paramenti che tengono e riempire un nucleo di materiale, come dire, facilmente reperibile, no? Qui invece, almeno questo io credo, la funzione di questo materiale di riempimento sulla forma circolare interna genera proprio un effetto particolare, e lo genera soltanto perché questa struttura interna è circolare. Se fosse di un'altra forma non lo farebbe. L'attolos di sicuro non sta in piedi senza la torre esterna e il materiale di riempimento. Quindi qualcosa che gira c'è. Prego. Il suo input, caro professore,
Sì. Ah. Sa perché? Perché lei ha esordito dicendo, prendendo un distacco aristocratico, snobistico da un blog, dove ci confrontiamo mettendo in campo quel che sappiamo. Questo disprezzo del blog, che lei non lo legge, però tutta la prima parte ha cercato di confutarla, quindi l'ha letto, no, cosa denuncia? Un fatto molto semplice, che io preferisco, mi scusi la sintesi, una piccola verità detta in un blog che una gran stronzata detta in una rivista di settore. Anche io. Io dico questo, preferisco una piccola verità in un blog di campagna piuttosto che una stronzata su una rivista scientifica. Detto questo, per inquadrare l'atteggiamento di disagio che provo, no? Con una teoria che vede il nuraghe paragonato a una muratura a sacco, con un paramento esterno ed uno interno, dove la parte incoerente spinge e fa spanciare, perché spanciare. Non ho mai visto in vita mia un nuraghe spanciato né all'esterno né all'interno. Il degrado di un nuraghe è un degrado, non è un collasso. Quelli che si sono rotti si sono degradati partendo dalla cima con un degrado progressivo fino a tutti i nuraghi. Si sono degradati, collassati. Io non ne ho mai visti. Porre un problema di collasso in un edificio che ha 3.500 anni, che non ha mai avuto problemi di collasso, è un falso problema, è una stupidata. Come se uno mi chiedesse di verificare la statica delle piramidi. Ma che problema è? Cioè, parlare di sicurezza delle piramidi, sono là da 4.000 anni, i nuraghi da 3.500, ci sono stati dei cedimenti di fondazione, qualche nuraghe ha problemi statici, ma di spanciamento per la spinta del materiale incoerente all'interno. Ma è follia pura. È follia pura per me. Dico il mio parere, non voglio parlare, mi ha detto 5 minuti. Posso rispondere? No, ma certo che può rispondere, può dire quel che vuole, perché? Ma è chiaro, io sto dicendo in sintesi che se un modello, per quanto un algoritmo fatto con gli elementi finiti, che hanno un'origine ben precisa, perché mi ricordo dopo il terremoto del Friuli. No, sì, sono elementi discreti. Non giochiamo sulle parole, professore, dai, le paroline. Di nuovo, la zeccagarbuglia di turno. È la sostanza, è la concezione strutturale che non avete capito, poverini. Quando parla degli anelli che vengono spinti da... No, Benedetto, c'è la gravità. Ma si guardi Brunelleschi, si guarda i Trulli, si guardi... Perché voi di tecnologia non capite niente, è stato costruito autoportante. Applicate questi modelli algoritmi. Già la parola algoritmo è un algoritmo, fermo. Cioè, mi piacerebbe in questo caso parlare della miseria della scienza. Veramente la miseria. Perché se io applico degli algoritmi che mi portano a risultati inesistenti, lo devo rigettare l'algoritmo, non mi serve una Madonna. Quando lei parla di attrito, l'attrito può avvenire ed avverarsi quando le due facce sono completamente combacianti, no? Invece nei nuraghi non combaciano mai, sono isodomi, bene o male, ma non funzionano per attrito. Sa perché le dico? Quando facevamo le prove su mattoni, sovrapponendoli uno all'altro, se le sovrappongo così come sono e li schiaccio, era un disastro, perché non sono perfettamente levigati, perché se io penso alla macrostruttura, è questa. Quindi c'è un trasferimento di forze verticali puntuale. Per poter avere un'idea del contributo dell'attrito dovevamo levigarli con una perfezione incredibile. E allora l'attrito funziona come legante. Nei nuraghi invece la trasmissione delle forze da un concio a un altro è puntuale. Bisogna fare un modello di trasmissione delle forze partendo dal più alto come si trasferisce là. Cioè fare quasi un flusso delle tensioni del grave. Questo modello qui, mi scusi, il modello funziona in sé, va benissimo il modello. Ma se il modello funziona in sé, non va bene per la pratica applicazione, perché non succede mai quel che lei ha detto.
Ma allora, iniziamo a dire, posso? No, ma senza polemica. Allora, io, diciamo, non ho, come dire, snobbato il blog perché io non li guardo, semplicemente. Ma non li guardo neanche quelli, come posso dire, è un'abitudine che non ho. È un'abitudine che non ho. Quindi non se la deve prendere se non guarda. Quindi... No, vabbè, non siamo tutti social come a me non piacciono. Poi, relativamente ai modelli, che siano giusti o sbagliati, come ho detto prima, e lei ci ha ricaduto, i modelli descrivono alcune cose, non tutte le cose, ok? Ma le cose generali possono metterle in evidenza. E secondo me questa cosa qui è una cosa che in questo caso, per questo aspetto, ha funzionato. Poi quando parla di attrito, no? Quando parla di attrito, tenga conto che se non ci fosse l'attrito, anche su superfici piccole, se lei ci fa caso, nelle formule d'attrito, nelle formule delle forze d'attrito, la superficie non c'è. Come lo spiega che non c'è? Perché non c'entra niente, perché l'attrito si genera anche se le superfici non sono perfettamente a contatto. Questo lo sanno tutti. Quindi anche se i conci non sono perfettamente a contatto su tutta la superficie, si trasmettono forze di taglio per attrito, altrimenti quei conci lì verrebbero portati via. Perché stanno assieme? Se vengono spinti dall'interno, perché stanno assieme? Perché l'uno rispetto all'altro, ok, si trasmettono delle forze orizzontali d'attrito, che sono generati dalle forze peso. Quindi non diciamo cose, non spariamo cose così. Le cose vanno prese una per una e vanno analizzate una per una nel modo corretto. Poi io non mi amareggio, non mi addoloro per le cose che dicono gli altri, abbia pazienza. Non si deve sentire addolorato quando uno dice queste cose. Espedienti No, però attenzione, la critica è doverosa, assolutamente, ma non pensi che da questa parte ci sono persone che non hanno il pensiero critico. Quando noi facciamo delle cose, non le facciamo per farci belli, non siamo lì, non fraintendiamo e non consideriamo le persone per quelle che non sono. Quando facciamo queste cose applichiamo il pensiero, per quello che riusciamo a fare, il pensiero scientifico. L'applicazione dei modelli è chiaro che è modellistica, sono algoritmi, ma a qualcosa servono, e vanno presi, come dice lei, con la giusta cautela, nel modo, come dire, per quello che possono dare, ma non bisogna considerare gli altri come, diciamo, avulsi dal pensiero scientifico e dal pensiero critico. Non è così, Non è così. Volevo chiarire per i profani. Per i profani voglio chiarire la differenza di pensiero tra Laner e Grosso e la sua equipe, cioè nel senso, chi di voi ha visto Nuraghi Sparas? Chi di voi non l'ha visto? Ecco. Nuraghi Sparas è un antoloso alta 11 metri che purtroppo per consolidamenti maldestri sta deteriorandosi. Infatti su quello poi parlerò in privato con il professor Grosso per capire quanto lui, il suo contributo, quanto l'argilla che hanno infilato negli interstizi sta deteriorando il calcare, eccetera, eccetera. Però
cosa dice in pratica, in sintesi, l'ANER? L'ANER dice che la cupola, il paramento esterno di questa cupola alta 11 metri è in sé autoportante. Cioè immaginate quindi questa tolos costruita a cerchiatura che, secondo il professor Lanner, è autoportante senza bisogno dei paramenti esterni. Il professor Grosso invece dice no, il paramento esterno serve perché oltre alle spinte circolari che comunque Lanner ha teorizzato insieme con Santillo, vi sono anche alla fine delle controspinte, oltre che quelle che verso il centro, anche verso l'esterno, che quindi il paramento esterno servirebbe comunque per reggere la tolos, che comunque diventa autoportante, no? Certo, su questo siete d'accordo. Però per lei il paramento esterno serve comunque sia per fare in modo che controspinte esterne reggono. L'ideale sarebbe, per vedere chi ha ragione, probabilmente costruire una tolos alta 11 metri soltanto col guscio interno. Magari c'è il sindaco di Isili, non lo vedo più. Dove è finito? Potremmo provare a costruirlo soltanto col guscio esterno e capire se ha ragione lei oppure no. Cioè, scientificamente, in modo empirico. Non so, la differenza è questa alla fine, no? Perché lei comunque ha fatto la sintesi correttamente, però si deve anche capire, cioè bisogna dire anche un'altra cosa, che in ogni caso il problema non è crolla o non crolla, il problema è che il livello di solidità che viene generato da queste spinte, cioè scusate, che queste spinte incrementano il livello di solidità della struttura in ogni caso. Cioè è chiaro che io posso costruire una tolos che è lì che sta in piedi, poi arriva una ciccata o una folata di vento e cade tutto, ma non è quello che è successo. Perché il livello di sicurezza, cioè le strutture non è che... una tolos di 11 metri tipo Ispanis, facciamo l'esempio. Sì. Costruiamo una tolos, diciamo, soltanto col guscio interno. E sperimentiamo se questa tolos è autoportante, in quel caso avrebbe ragione Santillo o Lanner, se invece questa struttura si spaccia avrebbe ragione Grosso e altri. No? Cioè, nel senso, scientificamente e empiricamente si potrebbe fare così. Secondo me sarebbe interessante fare una sperimentazione. Sì, sono d'accordo. Ho bisogno di tutto, ma non dell'avvocato difensore. Ha ragione poi la rinviamo. Ho un modello difficile da comprendere, se l'ho capito lo posso spiegare in modo semplicemente a tutti. Allora, il mio esempio è molto banale. Se io prendo un anello di legno, e ne sovrappongo un altro anello Parla di legno. al microfono, dai che ti sentiamo meglio. Se ho un anello di legno e ne sovrappongo uno di diametro più piccolo, poi un altro più piccolo, poi un altro più piccolo, ho problemi? No. È una struttura isostatica. No, Benissimo. Adesso io ho degli anelli fatti di conci. Esatto, è quello che ho spiegato. Benissimo. Poi che domavo. Cosa succede al concio che sporge? Per la gravità cerca di andare a terra. La gravità porta a terra. Fin qua. Quando va a terra è impedito perché andando giù trascina l'altro. Si forma un arco orizzontale in coazione che sfrutta questa forza incessante che è la gravità. Lo chiude l'anello. Perché? Però faccio l'esperimento, l'abbiamo fatto. Allora, ok, questa è la mia idea. Stop. No, ha ragione lei. Allora, andiamo. A terra, se non capisci neanche la coazione orizzontale. No, mica. No, ma è chiaro, la diversità di vedute è chiara, non ha detto che non la capisce. No, invece una domanda che prima di dare la parola ad Angelo Saba, che faccio io da assoluto dilettante, insomma non vedo
Scienza delle costruzioni del 93, penso. Però, detto Franco, prima dice questa è una muratura a sacco, cosa che, questa terminologia l'ha avanzata un altro architetto, pare si chiami Manca, ma la domanda è questa, ma è caratteristico in tutti i nuraghi questo materiale di riempimento? Perché, ecco, quindi una muratura a sacco. Io non so se si possa definire una muratura a sacco. Non è tanto rilevante che sia una muratura a sacco, diciamo, propriamente detta, perché però quel materiale c'è. Però, diciamo, quando costruiscono i muretti a sacco, le murature a sacco, lo scopo è tutt'altro, cioè quel materiale che si mette in mezzo è un materiale che viene, diciamo, contenuto e contrastato ma non ha funzione statica, certo. anzi. Certo. Allora, vi sedete vicini a cena e proseguite la discussione. Prima diamo adesso la parola all'ingegner Angelo Saba, che arriva proprio ad hoc, perché il titolo del suo intervento è Archeologia sperimentale attraverso l'arte di costruire. Angelo, a te. È là. Dove si accende? Dove riesci ad accendermi il file? Inizio con i saluti. Avremo modo di rincontrarci con Grosso, ci siamo promessi di farlo già tempo fa. In realtà io cavalco nuraghi da 30 anni, non ho mai visto un riempimento della tipologia che avete proposto voi. C'è un'altra tipologia di riempimento e non è a sacco, tutt'altro, è un altro concetto. Sono attualmente impegnato in alcuni nuraghi, ivi compreso questo, e non c'è un riempimento a sacco, ma la vostra quindi è una tipologia che vale per quell'ipotesi che avete supposto, ovviamente. C'è pietrame, tessitura, che collega la coda dell'involucro esterno con la coda dell'involucro interno. Sono conci di tessitura, ma non spingono. Non spingono. Tendenzialmente non spingono. Vabbè. Non spingono. Sono stabilizzanti ma non spingono, contribuiscono alla stabilità delle cupole interne e del guscio esterno, ma non sono spingenti. No, non spingono. No, non crolla. Bisognerebbe fare archeologia sperimentale. Io propongo, abbiamo costruito un nuraghe, una porzione di nuraghe, propongo la mia esperienza come discussione, come esperienza da mettere in discussione, poi se Franco Lanner ne possiamo andare avanti. Volevo confermare a Dante Olianas che io assistetti nelle 4:55 minuti del 7 gennaio del 2007 al precedente fenomeno a Santa Cristina con Arnold, Mauro e altri amici, a -5 sotto zero, quindi conosco l'ambiente, le attese e quelle ore al freddo che non sentivamo, non abbiamo sentito. Ho avuto l'opportunità di rilevare alcune immagini fotografiche da dilettante, con una buona reflex in posa. Le abbiamo sovrapposte col procedimento delle curve in sviluppo, con il Lux, tramite il Lux con Photoshop. Abbiamo ottenuto alcuni risultati, te ne renderò conto perché è nella biblioteca personale. Il titolo è accattivante. Costruire a regola d'arte in archeologia sperimentale. Già sono due argomenti, già costruire ad arte, archeologia sperimentale. Come mai espongo questa esperienza? Dove è nata questa esperienza? È nata dall'idea originale
dell'Associazione Culturale per dar Novas di Gergei, i quali nelle loro aspettative avevano e hanno intenzione di portare a termine la costruzione di un nuraghe trilobato, costituito da una torre centrale, 3 torri collegate da dei bastioni murari, tipico trilobato. E in attesa dei necessari finanziamenti e della struttura operativa, organizzativa necessaria, non è un garage, hanno avuto l'opportunità di ottenere un finanziamento per arricchire di infrastrutture la loro azienda agrituristica a Gergei, e in una parte del finanziamento hanno redatto una scheda di finanziamento realizzativa col titolo Stazione sperimentale. Questa stazione sperimentale, vi faccio vedere quindi la sezione, prevedeva e prevede, ormai l'abbiamo realizzata, la realizzazione ex novo della parte sommitale rappresentata in rosso della torre centrale, cioè tutto quello che va dal basamento dell'ultima camera alla terrazza sommitale. Questa era l'idea. Sono stato contattato dagli ideatori di quest'idea e mi sono sovvenute alcune riflessioni, ve le racconto velocemente. La prima è questa. Dice: come mai volete realizzare un nuraghe? Uso il termine realizzare, tra poco utilizzeremo l'aggettivo più corretto. Sì, lo vogliamo fare perché vogliamo conoscere, capire e trasmettere la conoscenza. Vabbè, ma è necessaria una struttura operativa. Maestranze che conoscano la lavorazione del pietrame e la posinopa del pietrame ormai sono in via di... si cercano come i lanternini. Le imprese che appaltano il restauro dei nuraghi hanno grossi problemi nel reperire maestranze esperte nella lavorazione del pietrame. Dice: ma e voi avete operai? Sì, dice, noi abbiamo operai perché nella nostra azienda, che si chiama Isperdas, l'intera area è disseminata da trovanti di pietrame, pietre erratiche, quindi una vera e propria cava, che loro stessi hanno dovuto, come suol dire, riposizionare lungo i confini di proprietà o nella realizzazione di muretti di contenimento o di pinnetti o di recinti, per allo stesso tempo rendere utile l'opera, ma allo stesso tempo spietrare gran parte del pietrame. E quindi avevano e mi hanno garantito che c'era una buona esperienza nel settore. E poi è subentrata la riflessione sulla mia persona, perché ho detto: come mai vi siete rivolti a me? Ci sono altri operatori nel restauro di nuraghi. Vabbè, c'è stato un chiarimento, la mia riflessione poi, ricordandomi anche che sono attualmente impegnato in alcuni interventi di restauro, consolidamento e messa in sicurezza di monumenti nuragici, alcuni di grande rilevanza, alcuni in condizioni di palese precarietà statico manutentiva, come il nuraghe Luguerras, il nuraghe e tanti altri che non vorrei elencare. Ho sciolto la riserva e si è partiti. Quindi la giustificazione è che è corretto, per mia, a parte del gruppo, corretto costruire, non ricostruire. Si ricostruisce qualcosa che è crollato, che c'era. Noi abbiamo proposto, stiamo proponendo, il gruppo ideatore propone la costruzione di un monumento, di una parte di un monumento nuragico in movenza, secondo le movenze dell'archeologia sperimentale. Il modello di riferimento, bisogna dirlo subito, è il nuraghe monotorre. Questo è il nuraghe Eurolio, questo è il suo schema statico.
Questa è la sezione del nuraghe Eurulio, quindi un po' per capire, noi attualmente siamo stati impegnati nella realizzazione della parte terminale di un nuraghe, che è questa qui, dall'ultima camera sino alla terrazza sommitale. Questa è la pianta. Diversamente dall'altro tipo di nuraghe, che sono i famosi nuraghi a bastione, a piattaforma o come chiama qualcuno, a corridoio. Archeologia sperimentale. Dobbiamo citare le fonti perché noi abbiamo dovuto fare riferimento ai processi dell'archeologia sperimentale e in quei processi ci siamo mossi che stiamo documentando e dovremmo documentare. Presuppone disciplina sperimentale che richiede risultati condivisibili, riproducibili e misurabili, cioè tutto quello che fai e che dimostri di aver fatto deve avere questi 3 connotati. Praticamente è una procedura che consente di stabilire le modalità con cui un determinato manufatto, potrebbe essere un tessuto, una parte lignea, un utensile domestico o un monumento, come in questo caso, è stato allora costruito con procedura verosimile, che sia condivisibile, riproducibile e misurabile. Infine, per chiudere, il risultato non è solo il manufatto riprodotto, il successo, l'evidenza, la modalità costruttiva, ma è anche l'insieme di conoscenze che si ricavano durante il lavoro di ricerca, esempio, sullo status sociale, economico e culturale di quelle genti che avevano a suo tempo costruito. Modalità di comunicazione. E poi passiamo al cantiere e poi alla realizzazione. È verosimile che nel cantiere nuragico, allora, fosse presente uno o più capomastro, chiamatelo ingegnere, chiamatelo capocantiere, chiamatelo architetto, un capomastro che coordina la realizzazione, come oggi, la realizzazione dell'opera. Allora parlavano la stessa lingua. Allora sia il capomastro che le maestranze che collaboravano e costruivano questi manufatti avevano già implementata nella loro cultura costruttiva quella modalità, quella forma costruttiva, quella modalità di struttura. Un nuraghe secondo determinate forme, secondo una determinata composizione, secondo un determinato stilema, perché la comunicazione orale trasmetteva disposizioni che erano già conosciute e dal capomastro e dagli operai. Oggi non è così. Io mi sono trovato a fare, io, Claudio e altri, sia il capomastro sia l'operaio, dove ci scambiavamo delle comunicazioni. Dovevamo prima realizzare il filare di base esterno, dell'involucro esterno, poi il filare di base della camera interna e poi il primo concio della scala e così via. Ma poi via via la sezione tronco ogivale del corridoio d'ingresso, la sezione ogivale della camera, quindi dover dare disposizioni anche su enti e forme geometriche è necessario che si abbia la conoscenza dello stesso linguaggio con le maestranze. E io non avevo questa capacità di trasmettere le mie conoscenze a loro e viceversa, perché ci si incontrava e ci si vedeva per la prima volta. Quindi almeno inizialmente, ci siamo dovuti dotare degli strumenti, delle schede grafico, scritte e grafiche, in modo tale che le disposizioni reciproche mie e da loro verso il capomastro fossero reversibili e comprensibili, perfettamente comprensibili. Quindi ci siamo dotati degli strumenti grafici e siamo arrivati sino al secondo filare. Dopo il secondo filare è stata acquisita la consapevolezza della terminologia in un modo tale per cui non si è più proceduti a trasmettere le comunicazioni sulle modalità costruttive, perché c'era già su connotto, sapevamo già di che cosa parlare. Primo e secondo filare.
Questo abbiamo dovuto fare. Ci siamo creati degli eidotipi, delle bozze. Questa è la sezione dell'ultima camera. L'ultima camera, la scala che prosegue arriva in sommità. Questa è la terrazza, il piano della terrazza, il muretto dei parapetti, i mensoloni e così via. Quindi ci siamo dotati prima di questo schema, in maniera tale che io dicessi, bada che nel vano scala il concio del secondo filare lo devi disporre in questo modo, va lavorato in quest'altro modo, va trasportato in questo modo, va posizionato in quest'altro modo. E quindi avevamo necessità non di trasmettere oralmente, ma avevamo anche necessità di conoscere un elemento grafico che facesse da tramite tra le impartizioni, tra le comunicazioni e la realizzazione. Qui abbiamo il prospetto, qui abbiamo la vista dall'alto con l'evidenziazione dei mensoloni e questa è la pianta di base. Essendo l'ultima camera, questa è la scala che una scala che prosegue arriva fino alla terrazza, questa qui sulla destra è la scala che arriva ai piani inferiori. Il cantiere. Il cantiere è il baricentro, il centro. È la base della riuscita di un'esperienza di tecnologia costruttiva nuragica in sembianza di archeologia sperimentale. È molto molto importante averlo schematizzato e lo proponiamo. Scelta la locazione della futura costruzione nuragica. I nuragici avevano una scelta per ubicare il nuraghe, non fa parte di questa esperienza, perché il nuraghe, questo nuraghetto è stato realizzato all'interno della proprietà degli ideatori. Quindi questa è una fase che è stata già superata. Risultava conseguente l'approvvigionamento dei materiali necessari, pietrame, legname, corde, eccetera, potendosi in merito individuare le seguenti fasi organizzative. 1. Cavatura del pietrame. O, in alternativa, selezione se già presente nell'area. Vi posso dire per esperienza, dal Cagliaritano sino a Sassari, che la gran parte dei nuraghi sono stati costruiti laddove erano già presenti dei conci erratici, che in genere erano o sul ciglio di un altopiano, oppure su una rippa laddove c'era una promulgazione orizzontale, una balza, detta balza, e che al di sotto della balza, lungo il pendio, si creavano le discrepanze e la fuoriuscita naturale del pietrame. La gran parte dei nuraghi sono edificati in queste posizioni. La situazione di Isperdes è esattamente questa. Avevamo pietrame da buttare, cioè il pietrame dappertutto, quindi si trattava di trasportare il pietrame lì all'interno della proprietà, una proprietà di 60 ettari, quindi di trasportare il pietrame già presente all'interno del cantiere prospiciente all'edificazione del nuraghetto. 2. Prima lavorazione del pietrame in funzione della locazione finale. Sia nel caso della cava e sia nel caso dei conci presenti nell'area, è inverosimile che i nuragici, qualcuno dà fastidio indicare queste persone nuragici, quelle genti, chiamiamole quelle genti di quel periodo, trasportassero le rocce dalla cava sino al luogo di lavorazione, sino al cantiere nuragico, così appena sbozzato, perché erano delle rocce, dei blocchi impegnativi per il trasporto. È chiaro che venivano prelavorati in cantiere. Quindi, sia nel caso della cavatura del pietrame in cava, sia nel caso in cui il pietrame fosse già presente nell'area, sicuramente venivano sottoposti a una prima lavorazione di grossa sbozzatura con la mazza. Veniva lavorato col piccone o la mazza, oppure la piccozza. 3. Trasporto. Dalla cava nel cantiere, nel caso della cava, o spostamento nelle zone di lavorazione se presente nell'area. Noi siamo sempre nel secondo caso. Poi vediamo nelle slide successive
quali erano e quali sono stati i sistemi di trasporto che noi abbiamo utilizzato. 4. Allocazione del pietrame nelle zone di lavorazione a piedopera, nelle diverse posizioni di utilizzo. Vedremo poi una videata del cantiere laddove si evidenzia la posizione, una determinata posizione per i conci dei mensoloni, una determinata posizione per i conci isodomi, un'altra posizione per i conci del guscio esterno, un'altra posizione per il guscio delle cupole interne. Quel che si dice il layout di cantiere. 5. Lavorazione finale dei conci secondo livelli di finitura strettamente necessari all'assemblaggio o della posizione a vista. Avveniva la lavorazione, vediamo poi con quali strumenti. Ricordiamoci che per alcuni conci è ormai palese, e io ne ho avuto la dimostrazione perlomeno con tutti i colleghi e con i diversi funzionari delle diverse soprintendenze e con diverse imprese, che una certa tipologia di conci veniva completata, l'opera di finitura veniva completata in opera. Movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, posizionamento a comporre la specifica costruzione nei vari elementi costituenti nuraghe, secondo la cultura compositiva del territorio. Dicono, visto un nuraghe se ne vedono tanti, no. Un nuraghe è uno diverso dall'altro, sono simili, sono composti da una camera, da corridoi, da nicchie, da scale elicoidali. La scala può essere sinistro gira, destro gira, la cupola può essere slanciata o ribassata, ma sono tutti uno diverso dall'altro. Ogni zona, ogni territorio ha il suo stile costruttivo, condizionato anche, in particolare, dalla natura litica del pietrame che si trovano a disposizione, come vedremo. 7. Eventuali interventi di finitura in opera, con utilizzo di materie prime, strumenti e processi produttivi riconducibili all'epoca di riferimento. È chiaro che qui è un po' stiamo entrando nel concetto di archeologia sperimentale, riconducibile secondo la nostra ricerca, con riferimento, per quanto è possibile, alla bibliografia esistente, non solo nelle costruzioni nuragiche, ma anche di altre costruzioni coeve del secondo millennio a.C. Dicevo prima, avete operai al gruppo promotore, avete operai che diano del tuo al pietrame, che ci sappiano trattare il pietrame, lavorarlo, muoverlo, movimentarlo, lavorarlo, utilizzare gli utensili adatti per ottenere un determinato risultato, una determinata conformazione, una determinata lavorazione di finitura. Detto sì, abbiamo degli operai che sanno utilizzare la mazzetta, sanno usare la piccozza, la martellina, vabbè, vediamo. Però, non basta posare una pietra una sull'altra e realizzare dei filari che poi vediamo. Operativamente significa che il costruttore deve sentire la vitalità di ogni singolo concio, uno stato puntuale e generalizzato di stabilità. In parlato locale, depissezidi, depessezzere, nella parte del nord. E questo per qualunque concio, anche in fase intermedia, già prima della collocazione ancora più stabilizzante del filare superiore. Cioè nel momento in cui un operatore va a posare un concio in una qualunque posizione spaziale del monumento, quel concio deve essere strettamente vivo, connesso, in coazione possibile, interattiva, deve essere frimmu con i conci adiacenti. Non deve ballare, però può ballare. Perché sto usando questo termine? Il titolo del convegno è Muratura a secco.
In realtà i nuraghi non sono murature a secco. È una delle prime affermazioni, come altre che farò. Abbiamo già individuato 3 tipi di malti usate dai nuraghi. Nell'ultimo nuraghe, addirittura a Aurulio, a Silanus, abbiamo individuato un 3° tipo di malta. Quindi le malte le usavano. Bisogna precisare con quali caratteristiche. Le malte di cui si parla sono le malte eleganti, malta a base di leganti di calcio e di cemento, che una volta che conferiscono a 1 o 2 più conci legati tra di loro la capacità resistiva a trazione. No, sono le malte che noi abbiamo individuato e come le usavano. Sono tutte malte a base terrosa di argilla con delle sabbie particolari che avevano determinate funzioni. Una prima funzione è che nella stesa dei filari si usava la malta a base di argilla normale per aumentare le cosiddette malte di allettamento e per collaborare e mantenere un po' più fermo il conci in fase di montaggio dei conci sovrastanti o adiacenti, la funzione della cosiddetta malta di allettamento. D'altronde, sino a 40 anni fa, nei nostri paesi si usava ancora la malta di fango con queste caratteristiche. Poi ci sono anche altri tipi. Quindi la calce era assente? No, la calce è assente, quindi confermo. Ho detto che non è vero che sono costruzioni a secco. Si tratta di capire cosa si intende per costruzioni a secco. Bisogna sempre fare riferimento ai modelli che si espongono. Ho detto che usavano 3 tipi di malta. Una quarta l'abbiamo individuata da poco a Silanus. È stata già data in carico all'Università di Cagliari per fare le analisi e ci aspettiamo dei risultati di non poco conto sulla funzione assolta. Io l'ho già ipotizzata, perché eravamo in un punto di crollo e in quel crollo si è autoconfermato a cupola, una cupola stabile, in virtù di quella malta compresa tra concio e concio. È certo che è interessante, questo è inedito, sono dati inediti che fanno parte di un lavoro pubblico non ancora edito, ma è stato dato in carica all'università per analizzare questa malta, ce l'ho anche in vettura. Ma non ha funzioni statiche, sono a secco perché non ha funzioni statiche legate. Allora, la dicitura è a secco, vuol dire che non usavano malta di calce legante o cementizio, è intesa in quel senso. Però usavano altri tipi di malte, quindi a onor del vero non è vero che erano costruzioni a secco, usavano malte, non usavano malte leganti, che è cosa ben diversa. Attenzione. I conci erano legati dalle malte o No, avevano funzione stabilizzante. Assolutamente no. Però è obbligatorio dire che le malte li usavano, non con la funzione elegante, avevano altre funzioni. L'ultima che abbiamo individuato addirittura è una malta conglomeratica. Malta conglomeratica. E quindi a metà strada tra una malta non legante e una malta elegante. Stiamo aspettando i risultati. Poi, per quanto riguarda questo concetto, sistemi di spostamento. È chiaro che prima di passare dobbiamo capire cosa si intende per sistemi di insediamento. Io, contrariamente al professor Grosso, qualche volta devo spulciare i social che mi bastonano continuamente, qui devi un po' rispondere, ma sto un po' scherzando ovviamente, ma non più di tanto, sono impegnato nei miei lavori, quindi. Però c'è anche in base a poche pubblicazioni, manca l'ANER, CAPAI e pochi altri, RASU, pochissimi, su quelli che sono i sistemi di movimentazione del carico orizzontale e verticale, che poi il punto interrogativo dice: ma come facevano? Eccetera. Facevano, li hanno costruiti, in qualche modo ce li portavano. Allora, per quanto riguarda i sistemi di spostamento, io adesso elenco una tabella con i sistemi di spostamento del pietrame, li chiamo ancora pietrame, tra un po' li chiamerò conci, perché un blocco di pietrame dopo lavorazione è chiamato concio, prima è chiamato blocco di pietrame. Allora,
mezzo, peso del blocco, distanze, attestazione, utilizzo nel nuraghe nou, l'esperienza. Allora, medio-grandi, oltre la tonnellata, sono i grossi blocchi che si usavano nei primi 2 o 3 filari dei nuraghi, in particolare al nuraghe Losa, che ci sono blocchi anche sul 2, 3, 4 tonnellate. È chiaro che il mezzo di trasporto per le grandi distanze non poteva che essere un carro. Attestazione al secondo terzo millennio a.C. sì, il carro è attestato in altre culture, ma è attestato anche il nuragico. Utilizzato nel nuraghe nou? No, non l'abbiamo utilizzato, perché noi avevamo il pietrame in situ, tutto a tono, ed erano conci al massimo, si arrivava al massimo a 7-8 quintali. Raramente si arrivava alla tonnellata, ecco la tonnellata abbiamo usato le slite, come vediamo adesso. Slitta su terreno. Le slite marciano o sul terreno roccia, o nei punti di avvicinamento al monumento sul rulli, che è classico, è la tipologia usatissima in tutta Europa. Quindi slitta su terreno, distanze medio-grande, peso medio-grandi, dai 2 quintali ai 12-13 quintali. Attestazione al secondo millennio? Assolutamente sì, usata da noi sì, è stata usata anche da noi. Slick con tronchi di rotolamento, una tecnica questa parallela, veniva usata nelle distanze brevi, perché capite com'è il fenomeno, si trattava di caricare sotto la slitta dei tronchi, via via che la slitta rotolava, c'era un ticco che prendeva l'ultimo e lo collocava sul davanti. L'abbiamo utilizzato anche noi, è ovvio. Tronchi in rotolamento, medio, minori, sì. Portantine, cariche minori, 1, 2, 3 quintali al massimo, distanze minori all'interno del cantiere o al di sopra del monumento. Noi non abbiamo usato questa tecnologia. Sistemi di leve, cunei, pali e funi, e lo credo bene, era il sistema base, principe della movimentazione dei carichi a ridosso e al di sopra del monumento. Assolutamente sì, usata e attestabile al periodo del secondo millennio in tutto il Mediterraneo. Sistemi di sollevamento dei conci, li chiamo già conci. Un blocco lavorato è un concio. Un blocco lavorato che fa parte di una costruzione, usiamo chiamarlo concio. Ho riassunto alcuni dei dati della bibliografia, vediamo come li abbiamo inquadrati e come li abbiamo utilizzati. Piano inclinato in terra, è la vecchia teoria che vedevamo sui testi degli anni 60-70. Attestazione al secondo millennio, manco per non è attestato da nessuna parte. Non c'è nessuna evidenziazione scientifica che venisse a usare i piani in terra per portare su carichi sui 2-3 tonnellate. Immaginate solo ai nuraghi sul ciglio degli altopiani, che è chiaro che i piani inclinati in terra erano difficilmente utilizzabili. Gradonate ellittiche significava avere prospetto esterno, caricare sino al secondo, terzo, quarto filare, 1 o 2 conci esterni e con l'azione combinata della leva e dei cunei portare il concio dal filo pavimento al primo concio, uno sbalzo di un gradino al secondo e al terzo e posizionare. Una volta che poi si arrivava nella spianata del nuraghe, il nuraghe stesso diventava la macchina di se stesso e si trasportava il concio sempre o con la portantina o con rotolamento o con leva e cuneo. Macchine varie. Ho visto diversi autori che propongono macchine gru con delle ruote dentate, ganci, controganci, semoventi, ruotanti. Noi non le abbiamo usate, non ne abbiamo avuto la necessità. Siccome l'abbiamo costruito, significa che di quelle macchine se ne può fare a meno. Ho messo un punto interrogativo, in forma di rispetto. Rampa esterna elicoidale. Ci sono anche qui altre pubblicazioni, i quali presuppongono che attorno al guscio esterno del nuraghe si costruissero delle rampe elicoidali in legno
che portassero su i conci. Io ho un grande dubbio sulla capacità realizzativa di questo concio. Noi non l'abbiamo usato, per cui io l'ho elencato, niente, non l'abbiamo usato. Tronchi inclinati. Io l'ingrano compito di una quarantina di minuti a testa, poi dedicare... Ma io mi fermo? No. Allora, vabbè. Le domande, poi c'è Franco e poi le facciamo a Franco. Tronchi inclinati e attestata, l'abbiamo usato, sì. Slitte inclinate, certo, è attestata e come. Sistemi di leva, cuni, pali e funi, è attestato, sì. Posizione. Questo, preso dalla bibliografia, è una slitta, in questo caso corre sui rulli, la slitta può correre anche sul terreno nudo. Il motore di traino è l'uomo, ma non solo l'uomo. Questo è del 1957. Io l'ho conosciuta anche al mio paese. Gran parte degli spietramenti avveniva col gioco di buoi e con una slitta rustica, improvvisata, come improvvisata questa. È un tronco a croce, è un tronco a Y, dove i contadini caricavano il pietrame e lo spostavano da una parte col gioco di buoi. Questo è il cantiere. Qui ci sono i mensoloni, conci sodomi. Abbiamo poi posizionato i conci e le mensole messe da una parte, nella parte alta, i conci della posizione relativi ai piani intermedi. Qui intorno vedete slitte, tronchi e così via. Questa è una delle zone in cui erano accatastati già naturalmente da tempo i conci. Questa è la vista dall'alto, i conci erano in questa zona qui. L'intera zona è connaturata da un certo miglioramento e i conci sono stati spostati nei confini di proprietà. Questi sono confini larghi anche 5 metri, giusto per ottenere il miglioramento agrario. E c'è tutta una serie di opere di contenimento che sono visibili perché hanno creato delle pinnette, dei muri di sostegno e così via. Questo è il nuraghe già realizzato. Lavorazione. Questi sono i blocchi che prima abbiamo visto sulla destra ed erano le lastre che erano deputate a formare i mensoloni finali. I mensoloni finali erano previsti con uno spessore costante di 25 cm, perché sono strutture isodome. Le strutture isodome vanno lavorate e poi montate. E per la lavorazione abbiamo utilizzato, pensiamo, il sistema che veniva usato anche allora, per cui abbiamo tracciato sulla lastra una serie di punta e scalpello e con 2 zeppe ho ottenuto il taglio. Io ho dato le indicazioni con le misure in spessore, indicativamente dando indicazioni sulle parti da lavorare o da sbozzare, e poi questo è archeologia. E poi questo, emblematico. Mazza, sollevamento, movimentazione dei carichi con cuni e leva. Questa è la zona dove era accatastato il pietrame, disossamento, disgaggiamento del pietrame con queste modalità, utensili. Stiamo parlando di archeologia sperimentale, quindi è chiaro che è necessario utilizzare movenze, procedure e utensili a quel periodo riferibili. Questo è uno dei lastroni che era destinato alla costruzione dei mensoloni. Devo farla antipatico proprio, ma... Io smetto. No, con una conclusione, perché poi non resta tempo per Franco e per le domande. Parlare di questo... No, come? È troppo interessante. Sto accelerando, ma se non parli di questi aspetti salta l'archeologia sperimentale. Cioè, vedere solo i circoli costruiti. Passiamo. Finisci, no? Dai. No, se
Allora, il professor... È meglio discutere. Allora, qui c'è tutta una serie di utensili in rame, in ferro e in ottone. Abbiamo eseguito le prove con l'utilizzo dei 3 materiali per capire. Si trattava di rastremare questo materiale, che era sui 28-29 centimetri, e portarlo a 25 centimetri, con la martellina, con le piccozze, con le mazzette e lo scalpello piatto. Abbiamo eseguito queste rame, queste ottone e questo è ferro. Abbiamo eseguito delle prove cronometrate. Le abbiamo eseguite con la diorite e con la selce. Il risultato è questo. Inavvertibile, inesistente. Poi abbiamo utilizzato, vediamo un po' se riesco a essere più bravo, ecco qua. Questo è il lavoro eseguito con la diorite. Praticamente non si riusciva a scheggiare. Questo è il lavoro eseguito quindi con la diorite. Questo è eseguito col rame, con quella ascia in rame. E il rame naturale, bisognava, dopo 1 o 2 colpi era necessario subito indurirlo con battitura. Cioè non ha nessuna possibilità di essere utilizzato con questo pietrame, che è una marna arenacea tipica del posto. Questa parte qui è eseguita con lo scalpello in bronzo, che dovrebbe essere il materiale utilizzato per la costruzione dei nuraghi. Questo è l'effetto. Adesso vediamo perché l'effetto è questo. Mentre invece questo qui è il taglio che viene ottenuto con lo scalpello in ferro. Allora, questa è una distanza di 15 cm, questa è una distanza di 15 cm. Il tempo impiegato con l'attrezzatura in bronzo è esattamente 4 volte tanto, perché il bronzo ha necessità di essere affilato continuamente rispetto al ferro, che anch'esso ha necessità di essere affilato, ma con meno frequenza. Inoltre, la capacità contundente di taglio del ferro, badate anche a parità di utensile, e questa è netta, ma nel bronzo è un'altra. Ed è la caratteristica intrinseca della durezza di quel metallo. Ecco qual è il risultato. Quasi tutte le piccozze, le asce in bronzo, sono tutte sbragate. Guardate, tutte. Si incrudiscono, si sbragano. Non le puoi temperare a caldo perché si dissocia nuovamente lo stagno dal rame e quindi bisogna ritemperarle comunque con battitura a freddo o con la ruota per affilatura. Ed è un lavoraccio, è un grande lavoraccio. Angelo, io devo... Va bene, chiudiamo qua. Fa vedere il nuraghe concluso almeno. il nuraghe concluso. Questi sono i disegni di cui ci siamo dovuti servire. Ho disegnato tutti i conci del primo e del secondo filare, con la posizione di ogni concio rispetto al filare inferiore. Abbiamo riproposto il prospetto di cui ci servivamo per trasmettere i dati. Questi sono i conci della parte sommitale. Il modello a cui facciamo riferimento sono i mensoloni. Questa è stata la posizione e l'orientamento del primo filare, orientato esattamente a 120 gradi, ovvero al solstizio invernale. Indicazioni astronomiche tramite il diagramma solare. Queste sono le modalità con cui abbiamo definito e riuscivamo a costruire la superficie esterna del tronco di cono con le direttrici tutte costruite con la stessa inclinazione. E cioè ci siamo dotati, per questo caso, di un palo interno da cui si dipartivano le lenze, sia per la cupola interna e sia per il raggio esterno, per la muratura esterna. E contemporaneamente ci siamo serviti in verde di una dimma in legno, che posizionata dava continuamente l'inclinazione voluta.
Questo è il tracciamento del piano terra, ingresso, e la posa del primo concio, aspetto sacrale. Discorsi, sarebbe da parlarne per ore, in questo momento incredibile. Questi sono i disegni, prosecuzione del primo filare eseguito, i tre che in qualche modo collaboravano, vista dall'alto, tronchi di avvicinamento, le discussioni tra il capomastro e gli altri, che ci sono state più di una volta, i criteri di posa. L'opera finita e poi diamo la parola a Franco. Okay. Catasta. Abbiamo usato la catasta per l'architrave in particolare, abbiamo usato una catasta. Per la catasta abbiamo posizionato dei tronchi obliqui, caricato l'architrave sul concio obliquo, sulla catasta e posizionato. Per quanto riguarda con questo schema, questo è l'architrave posizionato e questo qui era la catasta in legno vista prima. È chiaro che bisogna andare oltre. Eccolo qua, il sistema usato. 2 pali paralleli. Due pali paralleli. Concio, questo concio è uno dei mensoloni. È legato solo nella parte interna, in meseria, col sistema del controrotolamento, per cui chi tirava dall'altro provocava il rotolamento successivo del concio. Questo modo di fare è adatto per conci irregolari. Per conci irregolari mica tanto, perché era frequente lo svio del materiale verso l'esterno. Infatti si è pensato allora di utilizzare altre 2 corde di guida, che sono queste. Eccolo qua, le 2 corde di guida, una a sinistra e una a destra. Quindi uno causava il rotolamento, gli altri 2 al lato garantivano la stabilità del concio via via che il concio veniva portato per aria. 5 minuti, velocissimo. Siamo a 6,50 metri. 6,50 metri, 5 minuti. Eccolo qua il concio, eccolo qua in arrivo, eccolo qua. Poi abbiamo migliorato, è stata migliorata la posa utilizzando invece che 2 pali legati così un po' incerti che si allargavano, abbiamo usato una slitta, una scala inclinata dove la posa e lo scorrimento del concio era molto più sicuro e stabile. Che è questo. Questa è l'opera finita. E questa è l'opera finita. Questa è la posa del concio. Questo è il problema dei mensoloni, ma ci sono altri aspetti. Grazie. Perché alla fine il tema che è emerso qui è proprio di architettura sperimentale, quindi questo è il primo esempio di costruzione in nuraga in tempi recenti ed è la prima volta, insomma, da quando ci occupiamo di questa roba che c'è un dibattito in materia di meccanica delle rocce, quindi di statica. Adesso il professor Lahner ci parla della ricostruzione del pozzo e il tema resta aperto. Le domande, sì, se qualcuno, certo, ha domande per l'ingegner Saba. Se ho capito bene, la voce, sono mezzo sordo, sono vecchio, sono ricoglionito. Hai detto, mi hanno proposto di fare un nuraga a Biella. Ho capito bene? No, è la proposta degli amici. E io mi sono posto una Ti hai sputato in un occhio, se uno ti propone ma di... è lecito costruire un nuraga, è etico. Ma sì, noi vogliamo... Se uno mi propone di costruire un nuraga, se non per questione sperimentale. Assolutamente sperimentale. Costruire un nuraga a Biella. Gli sputo in un occhio. È come fare una villa veneta negli Stati Uniti, ma il minimo di decenza culturale ci sarà. Seconda roba, e un'osservazione, poi fate il nuraga che volete. Perché ci hai messo della malta dentro i conci di una costruzione a secco? Perché quella è una malta di posizione. Perché ci hai messo la malta in una costruzione a secco? Perché nuraghi. Non ha funzione elegante. Ma perché ce l'hai messa se non ha funzione elegante? Contatto tra conci... Lasciala a secco! È a secco. Ma allora perché ci hai messo quella porcaria? Perché ha una funzione stabilizzante, perché c'era dappertutto. Se ha costruzione stabilizzata e non è più a secco, ha una funzione la malta. Franco, ma porca miseria. non sei salito sui nuraghi. Madonna, proprio qualche Franco, volta. No. Vabbè. Bisogna salirci, conosci. Sì, dai, è meglio che La mia è taccia. un'affermazione. Se non serviva, perché l'hai messa?
Non ha una funzione. L'ho messa, hai detto che aveva una funzione. ha una funzione di allettamento provvisorio. Ma allora è una funzione. Ma il l'hai messa per una funzione. Se no non gliela mettevi. Non ha ma la costruzione in nuraghe a secco. Ma perché non capisci ascolti? cosa vuol dire a secco? Hai detto che sei sordo, Ma ascolta. ti sei un po'. bruciato il cervello. A secco vuol dire senza legante, senza nessuna Ma roba non in è un mezzo. legante, non c'eri quando l'ho introdotto. Ha una funzione stabilizzante. Il contatto avviene sempre puntuale. Non c'ha bisogno la costruzione. Sì che ce l'ha. Perché c'è? Perché l'abbiamo trovato. E c'è in tutti i nuraghi. Cazzo che vuoi. Tanto Io parlo dell'esperienza che ho avuto, non è una siamo mia... 4 gatti, mi viene in mente un bel detto. Franco. Pocos, locos y mal unidos. Franco, io con i nuraghi ne ho Ben smontato. posizionato. Questa è l'esperienza mia e di Sì, tutti gli operatori di scuola. No, mi sono esaurito. Vediamo e vediamo anche lo schermo. Grazie Reda, tu mi capisci. Si sentivano, cioè bisognava sentire che un incontro c'aveva un suo Uno deve saper collocare, sentire. La stabilità, se ha una dolore stabilizzata. C'è tutto. Io non ho sentito la domanda. Una pietra su Se non prendete il microfono non sappiamo niente. Dai, la domanda è... A un certo punto lui non tirare vicino. risulta scritto, no? Che la scelta dei conci è basata sulla vitalità del concio e il suo potere stabilizzante. E come fa a stabilire, a decidere qual è il concio vitale? Qual è l'elemento? L'elemento è che lui, l'operatore, deve sentire il concio vivo. E come fai a sentirlo? Perché non balla, deve sentirlo vivo. E poi già in partenza, a seconda del filare, interno o esterno, la lavorazione di quel concio andava sagommata obliquamente, perché ci sono le selle di contatto, ma di questi aspetti non ne parliamo perché è necessario 4-5 ore per i dettagli, per cui si sa già che posizionando tra due conci un altro concio deve essere posizionato in un determinato modo, fin quando acquisiva già una posizione di stabilità, cioè il lavoratore deve essere viva, Sì, questa è sentirla viva, già stabile. Questa è la dimensione prima del dei vivo. casi sovrastanti, viva. La dimensione del vivo, interessante. Muratura viva. Questo è C'è un'altra domanda? Per capire il discorso della signora. Allora, no. Cioè, per dire, con la professore. Però dico il caso di concio vivo. Quindi già prima sì, deve essere già vivo, non prima lo dell'opera. prendo al concio di un colpo. Se vedo che mi si rompe, sicuramente non usavo. Questo è un concio esterno, questo è un concio esterno, su filari sottostanti. Come tu lo collochi, deve già sentirsi stabile, vivo, non deve ballare, ecco la funzione della malta non legante. Cioè il contatto col concio inferiore è sempre puntuale, come dice Lander, non viene modificato, è sempre a secco, solo che inizialmente quel fango dava una certa mano, ma poi tu lo devi sentire incastrato, appoggiato, già vivo, già in coazione con i conci con cui è già a contatto, già prima che arrivi il concio del filare successivo. Prima magari di arrivare lì il concio lo batto, perché se non si rompe, se non mi serve, Sì, lo prendo, i conci, lo utilizzerò per un'altra posizione, un altro lavoro. parlarne però. I conci vengono, quando tu vai a posizionare il concio, abbiamo parlato di spostamento orizzontale e verticale, ma poi c'è da parlare della posizionatura del concio, che va posizionato in un certo modo, con un certo criterio, come ti muovi, come lo incastri, lo sposti, non va bene, lo devi rimuovere, dare un colpetto con lo scalpello per adattare le facce di contatto, c'è tutto un lavoro a opera d'arte, di scalpellino, che è fondamentale nella costruzione di un nuraghe. Non c'è un nuraghe dove i conci obliquamente o sottostanti sono stati lavorati in situ, perché abbiamo verificato senza nessun ombra di dubbio che quasi tutti i conci sono lavorati anche durante la fase di posa.
tutti, essenzialmente tutti. Quindi l'opera in corso di Scalpellino e di conoscenza della muratura viva è quella fondamentale per garantire la stabilità generale. Quel che mi dispiace è che non posso parlare della stabilità dei mensoloni, della terrazza, perché è il punto più critico, è il punto dolente è lì che iniziava lo stato di collasso del monumento. È lì che iniziano le catene cinematiche, è lì che iniziano i beati ringhi che crea la rottura, il collasso successivo. Quello è un argomento che bisognerebbe affrontare e capire come poter intervenire. Come mai tutte le terrazze sono collassate? Come mai? A me piacerebbe. Organizzeremo una conferenza per Angelo più lunga, anche perché sta registrando un orario Spares e quindi la faremo bella lunga mattina e sera perché avremo molto tempo. Una domanda Angelo. Stavo leggendo il libro di Noemi Capai che sarà qua di Noemi Capai, che sarà qua domani come relatrice, no? Purtroppo non è voluto venire stasera. Lei parla di corde sia per la curvatura della tolosi interna, sia anche per dare la linea al paramento esterno. E anche voi, ho visto anche le foto bellissime in cui siete riusciti veramente a dare una bella linea anche alla tolosa esterna come i nuraghi, perché una delle cose più belle dei nuraghi è questa linea perfetta, proprio come se fosse quasi un bettile, no? Sull'orizzonte del nuraghe, perché il nuraghe alla fine, nella sua linearità, se tu guardi un nuraghe a qualche decina di metri, diventa quasi un bettile, cioè liscio sembra, cioè a 50 metri un nuraghe diventa proprio una linea perfetta, quasi isolomo nel suo complesso, non nelle immagini. Voi che cosa avete utilizzato per ottenere sia la cupola che il paramento così liscio? Delle corde? Io non c'ero, forse l'hai detto e magari non mi sono assentato in quel momento per... Cosa avete utilizzato per allora, la linea? esternamente abbiamo usato delle dime in legno inclinate, triangoli con l'inclinazione. L'inclinazione di queste nuraghe sono 11 gradi e non è casuale questi 11 gradi. Quindi usavamo delle dime, è un triangolo in legno dove il lato lungo è inclinato di 11 gradi e lo posizionavamo ogni 2 metri per garantire che in ogni direttrice, ogni 2 metri, infatti il tronco di cono è un bel tronco, non l'abbiamo visto, abbiamo terminato l'esposizione. Poi per quanto riguarda sempre l'esterno, per quanto riguarda, era possibile, abbiamo posizionato un palo, quindi questo è fattibile solo per il piano terra eventualmente, abbiamo usato un raggio col palo con un anello e davamo anche un raggio esterno. Il doppio metodo, raggio esterno e dima in legno, ci ha consentito di realizzare una direttrice esterna troncoconica soddisfacente, anzi direi abbastanza soddisfacente. L'interno della cupola, raggi interni, secondo una parabola che è del terzo, una di quelle parabole, è una parametrica un po' più bassa, cioè il coefficiente direi che è molto alto. Viene da sé, con lenze, viene da sé. Poi, A te. Sono spompato, direbbero i Veneto, sono spompato, completamente spompato. Ho 85 anni, ormai non ho le scatole. Cioè, ma davvero, mi ero sopravvalutato. Allora, quando sono passati 30 minuti, Paolo, dimmi, Lander, hai rotto le palle, chiudi. Un anno e mezzo ci ho impiegato a scrivere qualcosa su Pozzi e Fonti. Tiro fuori da questo lavoro, che mi ha indotto a farlo, dov'è Zed, quello stronzone là che parlava? Mi ha convinto, l'ho fatto. Prima parlo del posto di Santa Cristina e di un abbaglio ricostruttivo e ne parlo molto a malincuore perché a me piace così com'è, guai toccarlo. Non è quello che doveva essere perché è stato fatto un errore e voglio dimostrare l'errore, però siccome così com'è crea in tutti chi lo visita emozione
e quindi se crea emozione, tocca lo spirito e induce all'emulazione. Qua architetti, Rossi, Venezia, molti si ispirano a questo pozzo ipogeo, quindi toccarlo sarebbe una dannazione. È bellissimo così com'è. E quindi guai toccarlo. E mi dispiace perché anch'io ho scritto sul pozzo, ispirandomi a questa forma tradizionale, legando i Fenici, la Tanit, seguito da altri, ispirato da altri. Quindi parlare di questo errore un po' mi dispiace. Però siccome la domanda degli archeologi era tutti i pozzi sono coperti, come mai quello di Santa Cristina non è concluso? Sono andato dal professor Azzeni 2 volte, era suonato come me, però ho avuto la grande fortuna di trovare un libretto che ha scritto Zara, un ragazzo che è stato delegato a essere il capocantiere a 23 anni, digiuno di qualsiasi studio tecnico, però grande appassionato di archeologia, e gli archeologi negli anni 70 hanno dato a questo ragazzo una responsabilità enorme. Non era neanche geometra, niente. E ha diretto i lavori in maniera magistrale. Veramente nella descrizione del suo libro, che ha pubblicato soltanto dopo la morte di Azzeni, perché il professore Azzeni si è preso tutti i meriti della ricostruzione e non ha mai voluto essere offuscato dalle cose che ha fatto Zara, che Azzeni ha approvato. Però Zara, nella descrizione di questo suo libro, che si è autoprodotto, mi ha dato la chiave di lettura. Adesso dovete aver pazienza, è un argomento un po' rognoso, però quando la cooperativa pubblica l'area libera lo vedrete meglio, anche se è già stato stampato. Devo fare un richiamo di tecnologia nuragica. Purtroppo, se non si ha un linguaggio comune, si fa su un casino della Madonna. Perché la gente confonde l'arco, la volta e la cupola. Ma anche noi qualche volta, anche il professor Grosso ha parlato della volta del nuraghe e anch'io parlo della volta del cielo. La volta del cielo non è una volta, è una cupola. Però quando invece si passa ad altro, bisogna essere precisi. L'arco è universalmente inteso come una struttura spingente, nel senso che c'è il concio di chiave, gli altri conci che trasmettono le forze superiori al quello inferiore fino che arriva al rene o più giù, dove c'è la spinta che bisogna eliminare, se no viene giù tutto. Questo è l'arco classico. La traslazione dell'arco classico, mettendo un arco vicino a un altro, facendolo slittare, genera la volta. Quindi fra volta e arco non c'è nessuna differenza sostanziale, concettuale. Invece la cupola è un'altra cosa perché è la rotazione dell'arco. Io per il nuragico mi sono preoccupato solo della volta per cercare di capire come riuscivano ad autocostruirla, la Tolos. Perché non c'è centina, eccetera, quindi la cosa bella era capire come i nuragici avessero avuto questa intuizione di costruire la volta, la cupola, autocostruita. Il problema vero però non è tanto la soluzione. Perché la volevano fare? Quando l'uomo è stato capace di ricostruire la cupola, ha riprodotto la cupola celeste, l'ha riprodotta lui, si era assicurato. Io ho bisogno di rassicurazione, ho bisogno di uscire dal caos e dare cosmo, ordine. Quando do l'ordine mi sento rassicurato perché anch'io sono come Dio, anch'io faccio quello che c'è in cielo. Sull'arco però si sviluppa una cosa bellissima, si sviluppa la storia dell'architettura. I bizantini hanno messo, per eliminare la spinta, hanno messo un tirante, cosa oscena. Come? La volta del cielo c'ha questa catena, perché dietro c'è la cupola qua che spinge, due ferri da 30, non so, sono due bestie, 3 ferri tengono la spinta. È il bizantino qui. Ma come posso mettere un orpello fra me e Dio? Fuori dalle balle il tirante e trovo la soluzione del romanico.
2 contrafforti che accolgono la spinta, si abbassa, va a terra. Oppure il gotico invece, che trova un altro modo di controllo continuo degli archi rampanti, acuti, che spingono di meno, con le guglie che contrastano la spinta, e viene fuori un'architettura che è legata all'arco. I romani, principi dell'uso dell'arco, dopo 3 archi in un ponte, facevano uno grande, perché se crolla un arco che si elide uno con l'altro, se cade uno viene giù tutto a catena. Quindi c'è la storia dietro l'arco straordinaria. Però il nuragico non conosceva l'arco. E allora come ha fatto a fare le volte? Questo è il problema che mi ero posto. Potrei ancora parlare a lungo sul lessico. La gente quando vede una curva parla di arco. Dal punto di vista tecnemico, concettuale, se guardate quella figura in alto a sinistra, è un arco, ma è una trave. È una trave perché è massiccia, c'ha solo l'incavo, però reagisce verticalmente. Quello di là è l'arco e spinge. Sotto c'è una vera e propria trave con reazioni verticali. Se io faccio invece una piattamanda, è un arco, perché spinge. Allora la differenza fra un arco e una trave non è la forma, non è il morfema, è il tecnema. E quando uno capisce il tecnema, la concezione che è sottesa, allora Villard de Honnecourt, vescovo, fa il primo taccuino d'architettura fra il 1200 e il 1300, dice: io vi faccio 2 archi e quello in mezzo gli tolgo il piede dritto e fa questa struttura con l'arco per aria. No, ha fatto un solo arco, solo che i conci, quello in mezzo è lavorato come un concio più lungo, però sotto c'è un unico arco, penso che lo intuiate. Quindi quando capisci il tecnema, la concezione strutturale, allora aggiungi invenzione, aggiungi bellezza. Qui abbiamo già detto prima, il problema è la gravità. Qui nell'arco, nella cupola autoportante, nella Tolos nuragica, c'è un alleato solo, la gravità, questa forza incessante. Io me la sono fatta alleata e la sfrutto. È di una perfidia incredibile. E tutto il regresso su questa questione di immagazzinare energia, usare la forza di gravità, non nasce dalle costruzioni, nasce nelle trappole. Questi grandi antropologi, eccetera, spiegano l'evoluzione dell'uomo che non è tutto. È il contadino, è il costruttore, è il cacciatore. Noi abbiamo divise in discipline, poi non siamo più capaci di riunirle, però qui il grande alleato è la gravità. Su questo ho avuto un grande maestro, il professor Levi, forse uno dei più grossi. Levi di Torino. Dopo Colonetti c'era Levi e ho avuto la fortuna di seguire con lui e ho scritto sugli stati di equazione, che è un argomento che va bene. Allora, provate a seguirmi questo. Ho preso degli elementi di legno, la mia materia, la mia disciplina è il legno, e quindi è un gioco che insegna a distinguere le specie, però mi servivano quelli, un modellino. Sono uscito a sbalzo. Attenzione, il nuragico pone sempre in orizzontale. In orizzontale, finito un corso, ne comincia un altro, e qui legato ad altre questioni. Però la volta e la Tolos nuragica è costruita coi conci messi in orizzontale. Allora prendo dei conci, esagero, metto a sbalzo, metto il quarto, viene giù. Vabbè. Simulo uno schema statico, ho la risultante dei carichi, la risultante va fuori del terzo medio, va fuori del piede e si rovescia. Va bene.
voglio mettere un quarto. Se zavorro la parte interna, ci metto un peso. Quando ho messo il terzo e il quarto non si è rovesciato, perché ho portato la risultante più in là. Io ho messo un contrappeso, giusto? Poi se metto un altro viene giù. Se invece i conci che sovrappongo li unisco, un pezzo intero, gli ho messo un pezzettino di scotch perché alla fine lavoro in trazione, l'ho messa di sopra, un pezzettino di scotch. Oh, continua ad andare avanti e non si rovescia. Però il trucco è quello di aver messo dei conci lunghi e zavorati. Questo fenomeno intuitivo comincia a farmi entrare nella logica della volta dell'arco a sbalzo nuragico. Dante, fammi un favore, ho la bocca asciutta, dammi un po' di acqua. Va. Se i conci sono lunghi, posso andare abbastanza a sbalzo. Se invece i conci sono corti, dopo 3 vado fuori. Ma è sempre una questione di statica, una questione di equilibrio. Grazie Paolo. Bene, fin qua che siamo. Un'altra cultura costruttiva molto simile al nuragico sono i micenei. Per questo avevo chiesto alla Como, che si è occupata della tomba di Agamennone, di venire a parlare della questione micenea. Guardate la parte superiore della tomba, questa volta, la forma che sia parabola, che sia rotonda, che sia triangolare, è la volta a sbalzo. Cosa si nota? I conci lunghi. La stabilità è data dai conci lunghi, se no non sta su. Ma guardiamo anche alcune entrate di pozzi. Hanno i conci lunghi. Cosa vuol dire? Che se io voglio fare questa curvatura, doppia curvatura, il collo di bottiglia di Santa Cristina, che poi dirò, e qui comincia la parte più difficile, perché è un mio viaggio nel nuragico, leggero, tolto dalla gravità, che mi soddisfa, che poi sia condiviso, proprio non me ne frega un cazzo. Questa roba qua, questa forma uterina, come la chiama la Gimbutas, ha bisogno di 2 spalle, ha bisogno di spalle. Qui non sta su con l'unico concio come la Tolos, no, qui ha bisogno di una spalla da una parte e dall'altra. È necessario. Allora, se è necessario, con l'arco non è necessario perché è un altro il meccanismo. Ma se io costruisco un'entrata che ha quella doppia curvatura, ho bisogno di conci lunghi, altrimenti se la risultante mi va fuori della reazione ho un momento rovesciante e tutto va a cascafascio. Torniamo al pozzo. Il pozzo parte con 5 architravi perfettamente, centimetri di differenza, arriva fino al piano terreno e si ferma, però la scala va avanti. Come fanno a coprire una scala così larga? Con l'arco forse ce l'avrei fatta, ma con il sistema di volta nuragico non ce l'avrei mai fatta, perché sono 3,60 m la scala in cima, la larghezza del trapezio. Se faccio la doppia curvatura, larga 360 metri, che si restringe con sopra l'architrave, che è continuo nella scala che scende, viene giù, perché è troppo a sbalzo. Se invece continuo con la doppia curvatura e mi allargo con l'architrave, arrivo in alto che ho 2,50 m di trave, ho bisogno di un masso grande 1,5 m. Quindi non è possibile coprire una scala trapezoidale. Allora, ho già detto di Zara,
racconti del pozzo, non ha neanche il coraggio che si tratta di 150 pagine con varie aneddoti, amenità della sua vita, il cantiere, i problemi, però 50 pagine sono quelle dedicate al pozzo, con rilievi un po' naif, un po'. Io vorrei che voi riuscisse a capire questo disegno, è un po'... Mettiamo di essere sul piano di campagna, all'inizio della scala, larga 360 centimetri. Io immagino l'apertura classica dei pozzi sacri. Larga 1 metro, 1,20 metri sotto, va su e porta l'architrave. Il primo arco, il primo muro, ha bisogno, perché è fuori terra, di 2 spalle di 1 metro. 1 metro, 1,20 metri, non mi interessa i centimetri. Vado su quello di sotto, c'è il puntatore? Vabbè, non importa. Sul CD, sotto, il primo portale collegato alla Tolos del pozzo è tutto sottoterra. Vuol dire che ai fianchi della volta ho già la terra, il peso. Non occorre che io allarghi per fare le 2 spalle, ce l'ho già le spalle. Allora in fondo ho le spalle 0, perché ho tutta la terra, che poi non è terra, è basalto, molto compatto, non è un materiale sciolto magari. Sopra invece ho bisogno di tutto. E allora, mano a mano che vado giù, la spalla della volta diminuisce, perché c'ho già la terra, non la tiro via per rimetterla. E traccio questo trapezio, mano a mano che scendo, risparmiando il materiale. E qui forse si capisce meglio. Al piano di campagna, a livello del vestibolo, ho bisogno di tutto lo spazio, perché ho bisogno di 2 spalle per fare quella porta. Mano a mano che scendo, ho il terreno che c'è, non occorre che lo scavi, fino che arrivo sottoterra che non ho più bisogno di spalle. E allora a questo punto io ho fatto uno scavo, e poi ho fatto lo scavo per fare la Tolos del pozzo, che è questo. Quello blu immagino sia stato lo scavo, immagino. La forma della scala di solito è più larga all'inizio e si restringe, però ai fini miei l'ho fatta parallela, tanto per... non cambia niente, mi interessa il concetto. Il rilievo di Zara, i numeri di Zara li ho cercati di mettere in rilievo. I primi 5 archi con questa forma uterina sono molto simili, tali che potrei mettere una dima di legno, di qualsiasi cosa, mano a mano spostarla, perché la forma della doppia curvatura è la stessa sui primi 5. Presumo che sia la stessa fino in fondo. Quei 5 gradini sono tuttora in opera. Li ha trovati così Zara e li ha lasciati così. Ha fatto poche foto, perché non aveva molti soldi, lo dice lui, costavano le foto. Però questa foto è molto significativa. Il primo lavoro che ha fatto Zara è stato lo strip out, si dice oggi. Ha tirato via tutto, pulito. L'ha proprio denudato. In questo strip out, questa foto fa vedere che a sinistra della foto c'è una sbadacchiatura che tiene la terra. A destra la sbadacchiatura è sul resto di conci che c'erano ancora in opera. In primo piano vedete un gradino. Sulla sinistra del gradino non ci sono altri gradini. Quel gradino c'era ancora e altri gradini c'erano. Un'altra foto fa vedere come la parte apicale, la vera da pozzo, non ci fosse, però era in fondo al pozzo e lui l'ha rimessa in opera tale quale, proprio come l'ha trovata l'ha rimessa. E i primi gradini, 5 gradini, sono quelli. La scala è quella tradizionale dei pozzi. Quando lui ha fatto lo strip out,
si è trovato con questo scavo trapezoidale e ha pensato che fosse la posa dei gradini e ha giustificato la mancanza di gradini dicendo che la grandissima roba di Paoli Latino è stata portata via da chi doveva costruire case oppure per le convoisia, mancavano. Però c'erano dei gradini in opera, però non erano molto larghi. Lui li voleva larghi, trapezoidali. Su questa sezione qua c'è il rosso. Sono daltonico. Questa parte nera è quella originale, tranne questi due che li ha rimessi in opera, ma così ha trovato Zara. Lui ha aggiunto questi gradini per arrivare fino in fondo e questi altri rovesci. Dimmi. Io lì ho sbagliato. Ma non ti ho chiesto, non ti ho detto se hai sbagliato. Scusate, non petita. Hai sbagliato, basta, vai. Hai sbagliato. Hai sbagliato perché chi... Perché la mia originale, no? Invece probabilmente ci sono 4 gradini in meno originali di quelli in alto nero. Fammi dire la sostanza e poi fai che cazzo vuoi. Chi disegna e rappresenta una costruzione con la sezione mi dà molte indicazioni, però ho bisogno di un prospetto di una pianta. Da noi si usa che un edificio viene rappresentato con piante, prospetti e sezioni. Se uno mi dà una sezione ho buone indicazioni, però non capisco quanto è larga, non capisco cosa vedo, non capisco lo spessore dei muri, no? Però è interessante sta roba. Zara aggiunge gradini rovesci e si ferma al piano di campagna. Zedda, nella sua ricostruzione del 2013, continua con la scala rovescia e conclude con le sue cose. Qui è solo un piccolo particolare, Zedda lo conclude con questa roba sopra e io dico no, perché far fatica, mi basta, lo faccio inclinato, perché devo mettere tutta quella roba lì di riporto? Ma è una questione di ergonomia. La scala è questa. Qui è segnato l'azimuth ed è segnato l'altezza del sole che penetra tangente ai gradini. Questa tangente è l'altezza del sole quando va a toccare l'acqua, che è molto più interessante che il fatto costruttivo. Bene, viene fuori una roba del genere, le due spalle, il vestibolo, eccetera. Perché Zara, l'errore di Zara è stato di avere, il riferimento archetipico è quello di Sutempiesum, l'errore di Zara è stato quello di aver capito che lo scavo di fondazione fosse il posto dei gradini e li ha riempiti. Tutti i gradini all'infuori dei primi e di qualcuno originale li ha fatti, lo dice lui, li ho fatti scolpire dai miei scalpellini perché non c'era, li hanno portati via. Se vi è sufficiente, avete capito l'abbaglio, che è dovuto a un fatto proprio tecnico, è chiaro che non potevano più coprire una scala così larga col sistema di volta nuragica. Ci voleva forse l'Alcor, avrebbero fatto, ma comunque tutti i pozzi hanno alcuni invarianti, delle costanti. L'unica cosa che veramente mi rammarico, e lo dico perché così rafforzate il concetto su di me di essere scoppiato. L'errore più grave per me che ha fatto Zara è stato questo. Quando hanno avuto i soldi per mettere in bella, restaurare il pozzo, l'hanno fatto a fini economici, di valorizzazione del bene, ma anche pensando alla fruizione, proprio sfruttando la 131 che Zara ha fatto curvare per non rovinare la capanna delle riunioni e altre preesistenze, ha fatto cambiare la 131, il tracciato già fatto della 131 per non disturbare il santuario nuragico. Ha avuto quell'abbaglio costruttivo che ha pensato a sta scala trapezoidale, peraltro bellissimo come risultato, non mi ripeto. Però pensate cosa lamento.
Siccome doveva essere fruito il pozzo, in alcuni mesi il pozzo si riempiva d'acqua quasi fino alla superficie e non poteva più essere sfruttato. E allora lui pone due problemi: di fermare l'acqua al primo gradino con due sistemi, o con pompe, con idrovore, oppure fare un troppo pieno. Il troppo pieno è stata una soluzione che gli ha suggerito un ingegnere, in maniera molto onesta, dice nome e cognome, mi ha aiutato. No, un ingegnere tedesco. No, Azzeni, poverino, si è preso i meriti. E basta, non capiva un cazzo. Sì, ok. Ah, c'era un ingegnere, è vero. Allora, sull'altopiano di Olmi Latino c'è una parte declivio, qui c'è il pozzo, a 150 metri lui aveva la pendenza dell'altopiano, era tale che superava i 7 metri. Questo è il primo alto 7 metri, il primo scavo che va fino al primo gradino del pozzo e parte con un canale appena pendente e va avanti per 150 metri. E lì viene fuori anche il terreno, le difficoltà, i trovanti, le mine. È costato l'ira di Dio quel canale. Lui ha fatto anche delle sezioni. È chiaro che mano a mano si avvicinava al declivio, la sezione era sempre più bassa finché l'acqua si è dispersa. Adesso questa manomissione tecnica, legittimata dal fatto di avere un'acqua costante, è una manomissione gravissima, perché ha tolto il respiro della madre terra. Prima il pozzo si gonfiava, si sgonfiava, la terra respirava. Ma mi dice, cosa stai dicendo? No, sono errori gravissimi, perché ho tolto qualcosa che c'era, con un intervento tecnico. Questo sì voluto di manomissione, però è solo una mia paranoia, Adesso vi conduco in un attimo, cerco di fare in fretta perché l'ora è tarda, in cosa ho cercato di fare per capire il pozzo, per capirlo, per possederlo. Allora ho cominciato intanto con uno schema tipologico. I pozzi sono fatti di un vestibolo. Molti dicono il vestibolo era coperto. No, non era coperto. Il vestibolo dei pozzi esistenti è un vestibolo che è chiuso da due muri inclinati. Perché semantico? Un muro è una barriera, un muro tagliato è un invito. È un invito e capirete che razza di invito è. È un invito. In fondo al vestibolo c'è l'entrata, quella che è il profilo uterino della porta. Dal vestibolo parte la scala che va giù, 1, 2, 10 gradini, scende, e la scala scende fino all'acqua, che ci può essere oppure non essere, ci può essere il pozzo, perché l'acqua è molto più profonda e non puoi andare fino. Un'altra invariante è la scala rovescia. Sopra la scala normale c'è quella rovescia, in tutti i pozzi. Sopra il catino c'è la Toros, a volte aperta, a volte no, a volte 1, a volte 2. Altre invarianti, il concio, sono solo conci a T, con o senza bugne, e anche qui è carico di significati, perché quel concio lì ha una forma taurina e quelle due protuberanze sono due tette mammiliformi, c'è l'androgino, tu stai lavorando in un rito sacro che è la costruzione con materiali sacri. C'hai l'androgeno in mano, oppure il dio toro. Questi conci, con questa forma, che non ha nessun significato strutturale. Anzi, per tenere la spinta della terra, gli aumenti la superficie e spingi di più. Ti sei rotto i coglioni a fare quella roba lì perché? Che significato ha sto concio? Onnipresente specialmente negli ultimi pozzi. Un'altra invariante è l'isodomia dei corsi. Tutte queste invarianti ho cercato di interpretarle con diverse discipline. Oh, non so cioda.
Sono diverse le tipologie, ma le varianti ci sono tutte, in quelle più vecchie, in quelle rifatte, in quelli aggiunti dai romani, in quelli buttati via. Dipende dalla profondità dell'acqua. Più l'acqua è profonda, più cambia la tipologia. Per me quelli classici è quelli che sono coperti da un tamburo come Sant'Anastasia, per intenderci. Altri invece hanno la scala più lunga, ci sono degli altri raccordi, però le invarianti ci devono essere tutte, non solo nei pozzi, anche nelle fonti sacre, se no non sono sacre. Ispirois. Nella sua semplicità c'è tutto, l'entrata uterina, il vestibolo con l'invito, col gonfiore della pancia della madre terra. Il pozzo è quattro invarianti. La scala rovescia è essenziale. Ho cercato di usare tutte le discipline che dovrebbero concorrere nello scavo archeologico. L'archeologia in primis. Ma ci sono ancelle che vanno contemplate. Dalla chat GTP ho trovato tante materie e discipline che dovrebbero concorrere per capire un po' di più l'archeologia. A tutte quelle io aggiungerei intanto la tecnologia costruttiva, forse perché è la mia materia, però io ho capito molto dei nuraghi partendo dalla costruzione. Aggiungerei sicuramente l'archeoastronomia. Aggiungerei fondamentale, e io ho capito tutto, ho capito quel poco che ho capito, dalla storia delle religioni. Se non si capisce Mircea Eliade, ma cosa vuoi capire? Ma cosa vuoi capire, Dio? Dura. E poi la semiologia, i significati che vengono dati agli atti costruttivi. Sto tornando indietro, Dio, Madonna. Guardate solo il cambio semantico. Prima il professor Grosso ha fatto vedere il Pontes. C'è un architrave di 6 tonnellate, Dio buono. Guardate quella figurina rossa, la persona, questo architrave imponente del nuraghe, è sempre l'elemento più grande di tutti i nuraghi. Perché? Perché fuori c'è il profano, dentro c'è il sacro. Il passaggio fra il sacro e il profano è segnato dall'architrave. Tu passi da uno stato a un altro e devi passare sotto quest'architrave, lo devi toccare, devi sentire l'incombenza, devi percepire fisicamente il passaggio dal profano al divino. Faccio l'esempio banale: se trovo una chiesa cristiana diroccata dalla tipologia, capisco il rito. Intanto ci sono i gradini, in ogni chiesa ci sono i gradini, perché mi elevo dal piano terreno al piano divino. Uno che fa una chiesa con una lama d'aria, come un supermercato, la testa di cazzo, devo passare dal piano terreno al piano divino. Quando entro dentro mi devo purificare. C'è un rito. Mi ha concesso di andare 2 o 3 volte sotto la volta del cielo e che guarda il mio passaggio, c'è quello là in fondo, quel prete, quel vescovo, il nocchiere di Dio che guida questa nave verso l'est. C'è qualcuno che orienta la chiesa non verso l'est, ma so che ho capito, l'est è dove c'è il sole, dove c'è la verità, dove c'è Dio, dove c'è coso. Tutte le chiese sono orientate. Quando ho questi elementi ricostruisco una chiesa cristiana, ma anche io ho gli elementi. C'ho quell'architrave che segna il passaggio dal passaggio al sacro. Entri dentro questo spazio ierofanico che respira il sacro, di difficile definizione. L'architrave invece del coso, no, è alto, con l'architrave del tubo, invitante una figura ieratica, dritta, sacerdotale, non quello che ha la proschinesi, che deve abbassarsi perché entri nel sacro. Ma se non c'ha invarianti, non ha un posto sacro. Il posto di Alido Maggiore, i posti nuragici, ma cosa nuragici? Non vede che c'è l'arco. E dopo i romani, sarà bizantino, sarà medievale.
Se non capisci le invarianti, allora l'EBF dice ci sono 100 pozzi sacri. No, censiti di sacri. Rasu ne ha censiti insieme alla Cannella a 300, perché ogni volta che ci sono 3 sassi e viene fuori l'acqua è un pozzo sacro. Devono avere tutte le invarianti, se no non sono pozzi sacri. Quindi quelli scoperti, eccetera, sono una 50 al massimo. Ma sì, ma non cambia niente, 50 o 100. Per me è un posto di avere anche un temenos, questo recinto esterno. È molto interessante. A Satesta, Santa Vittoria, Santa Cristina, c'è il temenos. Tutte queste cose messe insieme. Per me un posto sacro è la materializzazione dell'unione, dell'amplesso, della fecondazione del Sole con la Madre Terra. La Terra è lì, invitante, quasi a gambe aperte. E una volta all'anno, in primavera, poi è chiaro anche nel ritorno, ma il ritorno non mi interessa molto, la prima decade di marzo, il Sole tangente alla scalinata entra per quel cunicolo buio e va all'acqua, quell'umido della madre terra, e il Sole la feconda e il feto nascerà nella cupola e fuori c'è il gonfiore e addirittura c'è il temenos che segna la pancia, i confini di questa grande ripetizione ciclica, annuale, sempre della fecondazione cosmica, il Sole che feconda la Terra. Io la trovo una cosa straordinaria, da pelle d'oca. La materializzazione alla sarda, senza allusioni, sta avvenendo la congiunzione sacra del Sole con la Terra. E la terra fecondata darà i suoi frutti, vegeta, dà frutti. Qual è il rito? È la sacralità, poter partecipare. Tutto il resto sono illazioni. Qualcuno parla di addirittura che nei posti si fa il rito della, come si chiama? L'ordalia, grazie. Perché se uno è reo e non confessa, io prendo l'acqua del pozzo, ti bagno. Se rimani orbo, sei reo. Se ci vedi... Ma chi va a raccontare queste storie? Il povero Solino, uno storico del 300 che ha preso di qua e di là delle cazzate. Ma ti immagini che un nuragico, di cui i barbaricini sono il residuale, ricorrano a un giudice o una puttanata del genere per capire. In Sardegna, da sempre, se uno è reo, lo sanno gli altri. E quello deve comportarsi da valente, deve vendicarsi. Ci sono leggi residuali che vanno lette, capite? Ci vuole l'antropologia, se no si dicono cazzate. Dai, fa la prova degli occhi. Se voglio orbirti ti metto dentro qualcosa di urticante e sei reo. Perché la stessa acqua farebbe lo stesso effetto. Ma dai, ma... E avanti di storie di questo genere. La terra, la gonfiore. Ma qui ero partito. Ma porca puttana, vai su Nuragi, qui a Genoni, un posto di 40 metri. Ma come ha fatto a fare un posto di 40 metri? Quando mi ha detto, lei che si intende di tecnologia, come ha fatto a costruire un posto di 40 metri? Prima ha costruito il posto, poi ci ha messo la terra. Ma dice una cazzata. Beh, non è proprio una cazzata, perché New Grange, eccetera. Prima ha fatto la cosa dolmenica, poi l'ha riempito di terra. Altrimenti non ce la fai. Ma ho detto una cosa estemporanea. È tutto molto semplice. Costruire verso l'alto vuol dire mettere un concio sopra un altro. Costruire verso il basso vuol dire mettere un concio sotto un altro. Come? Devi andare sotto a cerchi, perché sennò la spinta della terra ti frega
E quindi costruire a Settimo San Pietro questo pozzo di 40 metri, si procede, fai il primo giro qui, il minimo per lavorare, poi scavi sotto, fai un altro giro, sempre isodomo, guai che non siano della stessa altezza, perché si deve chiudere il centro, c'è la spinta e devi andare giù, pezzo per pezzo, però non puoi andare giù tanto, vai giù 2 metri, perché devi tirare via la terra che scavi, devi passare i conci già preparati fuori terra. Ho ancora qualche problema insoluto, perché non so quanta aria e quanta luce ci fosse a 30 metri di profondità, però sembra che ci sia, perché non è come uno va sott'acqua, l'aria è più... Sulla geografia dei pozzi, ho delle cose, ho dedicato un capitolo intero a Perfugas, un pozzo esattamente uguale a Santa Cristina, con gli stessi fenomeni di Santa Cristina. Lebef l'ha detto per Santa Cristina, no, è la stessa cosa c'è a Perfugas e c'è a Santa Vittoria. E questo credo che Mauro me l'ha suggerito e verificato, perché le proporzioni sono le stesse. Della Tolos di Santa Cristina c'è a Perfugas anche a Santa Vittoria. Quindi si invera lo stesso fenomeno descritto da Lebef per Santa Cristina. E la penetrazione. Guardate questi conci. E guardate la cosa più bella delle guide. 5 ragazze straordinarie, colte, che si coccolano gli studenti che vanno. A Perfugas ci vanno 2000 visitatori all'anno. In tutta la Sardegna gli visitatori di pozzi e fonti sono circa 80.000, di cui 60.000 a Santa Cristina, gli altri 20.000 in tutti gli altri pozzi. Niente, è tutto Santa Cristina. Perfugas ci vanno 2.000, però hanno un pubblico scelto. Hanno gli studenti, i bambini, che ci vanno e vengono istruiti da questa cooperativa, che ha come logo, riuscite a vedere il logo? Questo doppia spirale che ha sul braccio quella in primo piano. Vabbè, pretendo troppo, ma eccolo. Questo simbolo qua, bellissimo, gli archeologi definiscono le corna del muflone, perché è autoctono, c'è il muflone, ma non vedi che c'è lato sessuale totale, e queste se lo sono messe qua, perché mi ha detto venga, le faccio vedere cosa c'è incorporato nella Tolos del pozzo di Perfugas. Cosa le sembra, professore? Un pene. Sì, è incorporato. E come mai? Ecco qua. Olanu, cosa fai qua? Volevi sentirti nominare? No? Parli lì. Parli che la sto ascoltando con piacere. Ho messo alcuni siti da visitare per me, con la mia visione. Santa Vittoria, per me, è la sommatoria del nuragico e del riuso, del sincretismo. No? C'è di tutto a Santa Vittoria, riusato. Però una cosa bellissima, c'è questo altopiano, che è il centro del mondo, come tutti i nuraghi, è un centro. Sullo sfondo, guarda cosa si vede. Oh, è un nuraghe. È il nuraghe degli Orlanu, descritto da... Che bello. C'è in tutto il mondo, a Santa Vittoria. Se poi vai avanti, Santa Vittoria. Oh, nei gradini del pozzo è incorporato un mensolone. Allora vuol dire che se hanno usato un mensolone del nuraghe, il pozzo è venuto dopo i nuraghi. Ormai aveva perso un po' di funzione il nuraghe, se riusano i mensoloni per fare i gradini. E poi viene di là, la chiesa, costruita a Santa Vittoria, la cappella. Ma c'è l'apice di un pozzo, rovesciato, negato, rovesciato, ma messo d'angolo, importante. È pieno di roba, c'è la storia del nuragico e della nostra storia. È un
un viaggio incredibile, tutto in un posto, tutto a Serri, da visitare. Cito solo questo. Questo è un piccolo pozzo a Escaloplano. Dove è andato? Si dice Escaloplano vicino Escalaplano. Si scende, c'è un fiume, vicino a un ponte, su una curva, c'è questo piccolo pozzo, Iscla Moris. È quasi abbandonato, sul ciglio della strada, proprio sulla curva che mette sul ponte, come una cagna puzzolente buttata lì. Questa foto ha 15 anni di vita. Vedete, 15 anni fa questo concio era qui, è questo. C'è un degrado totale. Questo piccolo pozzo c'ha l'entrata uterina, c'ha 3 gradini, c'ha l'acqua, c'ha la tolos, è un pozzo sacro, Iscla Moris, clamore, bellissimo. Dicevo a Mauro, Iscla Moris, clamore. Se tu dici clamore, l'eco ti risponde, amore, more, ore, re. Come ti devono ringraziare? Con quale clamore? Con quale? Amore, con amore, more, secondo i costumi, ore con la bocca, re con le cose, giocando su questi sclamori. Per riparare e per mettere in sicurezza per 20.000 euro. E questo patrimonio è lasciato lì sul ciglio di una strada come una cagna rognosa, puzzolente. Totale vergogna, vergogna, totale. Come si fa? Si fa. Sulle ricostruzioni è bellissimo, ma ho chiuso il tempo. Gli archeologi però non hanno mai senso della proporzione. Fanno delle ricostruzioni di pozzi alti 3 piani, 9 metri. La Madonna! Ma il pozzo ipogeo è sottoterra, cosa c'entra la parte aerea? Boh. È una parte interessante, guardate questa. Sono contento che non ci sia l'architetto Lacapai, che ha fatto un rilievo del pozzo per la tesi di laurea bellissimo, preciso, fatto con i mezzi più moderni. Però lo ricostruisce. La cosa singolare, sopra i resti questo è uguale molto simile a Santa Cristina, però l'acqua è più vicina. E c'è sopra la stessa Tolos con le stesse proporzioni di Santa Cristina. Però sopra la scala rovescia c'è un'altra scala rovescia. Una sua relazione approvata dice che questa scala, i resti della scala, perché il rilievo non c'è tutto, è la ricostruzione questa, serve per prendere l'acqua piovana e mandarla nel pozzo. Oh, porca miseria. L'acqua è tutto, lo dice Parmenide, tutto, da sempre. Ed è vero, siamo di acqua, l'acqua è utile, senza acqua non si vive, è tutto. Ma non tutta l'acqua è sacra. L'acqua tonia, quella della Madre Terra è sacra, il resto è utile. Non confondiamo l'utilità col sacro, è un'altra roba, ci vuole un'altra conferenza. Ecco qui i resti del pozzo. Si può ricostruire la scala sopra. Serve per 2 tetti e cose che convogliano l'acqua nel pozzo. L'acqua del pozzo, ha fatto il pozzo perché l'acqua sotto, per prendere 2 secchi d'acqua fai quel po' di casino. Allora Mauro mi aiuta, ogni tanto ha delle intuizioni. Ma qual è l'azimut? Qual è la pendenza? Oh, c'è l'unistizio. È la Madonna. È fatto per una osservazione lunare, precisa, o no Mauro? Però Mauro, non posso mica dirgli che... Ecco la ricostruzione, quella in rosso. Sono 2 direzioni, quella della scala dove entra il sole, l'altra è quella della luna. Sull'orientamento... Aspetta,
No, aspetta, dopo lo dici se vuoi intervenire. Mauro, sull'orientamento, ha fatto un lavoro egregio, poverino, e tutta la vita che va in giro a misurare, a orientare, a fare, ha misurato anche i pozzi, giustamente. Poi quando si è accorto che i pozzi, la Madonna, uno è diverso da un altro, la popolazione è disomogenea, il campione è talmente disomogeneo che non si può pagare neanche il minimo di statistica. Uno a sud, uno a nord, uno da qua, uno da là, è un campione stupido. Mauro, non prendere solo l'azimut, prendi l'altezza, la pendenza della scala. Prendi la pendenza, non puoi prendere una delle varianti, mettila insieme. A Santa Cristina l'ha fatto, ha messo insieme e ha trovato che il Sole non penetra agli equinozi, penetra 20 giorni prima, 22, ma non sempre questi particolari che mi spaccano. Mi spaccano. Non mi ricordo se sono 23, se è il 27 febbraio o è il 2 marzo, io non riesco, sono troppo inchiodato, non ce la faccio, sono inchiodato. Allora, Mauro, sei sicuro? Sì, perché l'abbiamo verificato, siamo andati il giorno 27 ottobre e entra il 27 ottobre, anche il giorno prima, il giorno dopo, perché non è che ci sia la cosa. Allora cosa ho fatto? Io non lo capisco. Prendo la chat GTP e gli do l'azimut, gli do l'altezza del Sole, gli do la latitudine di Pauli Latino, l'altezza altitudine. Dopo 20 secondi mi dice il Sole entra 2 volte all'anno, il 2 di marzo o il 27 febbraio e i primi di ottobre. Oh, porca troia! Ma allora io ho preso anche gli altri pozzi, gli ho dato l'azimut, la pendenza, le pendenze che avevo e qualcuna è di rilievo, quindi è incerta, e mi è venuto fuori dei pozzi, di 5 pozzi, con azimut completamente diverso, con pendenza diverso, che il Sole entra sempre gli stessi giorni, i primi di marzo. Confermato? Ancora non è confermato. E allora gli ho detto, anche se il GP fece un errore, però non è un altro dettaglio. Quando presentiamo il libro... E come i miei colleghi quando mi dicevano che la resistenza della muratura è importante, la resistenza al mattone, ma dico guarda che la muratura è fatta di mattone e di malta, dobbiamo trovare l'ottimizzazione fra malta e mattone. Allora perché un mattone è forte, se gli metti la malta forte è un casino, devi trovare la malta giusta. Qui la questione sono 2 le variabili e quando gli ho detto ma chi ti ha detto queste robe qua? No, l'ho fatto con la chat e lui ha detto, la risposta è stata non è giusto, ma non che i calcoli non fossero giusti, è che io cretino che non capisco niente di arcoastronomia abbia fatto questo lavoro con la chat. Non è giusto, non è giusto. Scusa, mi fermerei perché questa è una cosa nuova, interessantissima. Scusa, ma ti pare, Paolo, che l'ANER scriva qualcosa che non sia nuovo? Non scrivo, sei già scritto. Ma cazzo! Sono arrivato a un punto della mia vita che se questo non è condiviso, non so, non credo, perché è difficilissimo. Hai letto Nietzsche? Sì. Conosci Così parlò Zarathustra? Da giovane. Da giovane. Devi leggerlo da vecchio. Quando entri in cosa... Conto solo io, in questo momento del tramonto, dell'occaso, io dentro di me devo trovare le risposte. E qui ho trovato la risposta di questa materializzazione dell'atto creativo. Qui trovo questa puttanata e non solo un coso. Però è interessante vedere, bisogna stare attenti perché la chat ti dice anche delle altre stronzate, questa ragione, devi controllare gli effetti, non è che sia tutto, però... È uno strumento, è la vittoria della tecnologia, fra un po' vincerà lei, non vince più la politica, non vince niente, vince la tecnologia, ma siamo matti. Ormai la IA si fa gli algoritmi. L'altro giorno leggevo un problema matematico che i matematici non riuscivano da risolvere da 100 anni, l'ha risolto la chat in 10 secondi. Facciamo le domande su questo punto. Ok, grazie.
vi perdete un po' l'aspetto sessuale dei pozzi. No, sì. Ok. La ricostruzione. Devo tornare a zero. In pratica io a suo tempo, quando Magia e Proverbio fece lo studio sul pozzo, no? Andai a verificare se La le prima loro, è questa, Mauro. se le loro, la seconda, questa, La seconda. la terza. La terza. Sei No, molto... la quinta, la sesta. Questa? La sesta. Ancora, quella con l'arco. Ah. Scegli. Ok. Allora, in pratica, quando anni 90 mi interessai di archiastronomia, non c'è nessuna pubblicazione scientifica che attesti che la scalinata del pozzo è sull'equinozio a Santa Cristina, la linea parallela alla scala. È un luogo comune, però l'hanno scritto sia Lello Fadda e Carlo Magia, che non erano, per primi, non erano astronomi, e Cavedon, in un articolo, mi sembra, in Sole 24 Ore o sulle Corriere della Sera, la riprese senza misurare. E quindi questa cosa, dopo l'articolo di Cavedon, che era uno dei maggiori astronomi del tempo in Italia, ha preso piede. Quindi il fatto che l'ipotesi di Santa Cristina avesse la linea dei gradini parallela a quella del Sole agli equinozi. Quella non è, verificai che era falso. Mentre la Luna, avevano ragione, cioè l'altezza della cupola è proporzionale a una fase lunare, un notizio maggiore. Dopodiché l'EBEF confermò tutto questo. Io trovai che la linea era parallela una ventina, 20-25 giorni prima dell'equinozio di primavera e dopo l'equinozio di autunno, che sono date identiche, cioè nel senso il Sole a fine febbraio, primi di marzo, è identico a quello del 10-15 ottobre. Cioè se noi ci mettiamo il 12 di ottobre a osservare il Sole è come quello del 1 di marzo, come cammino in cielo. E quindi non c'era l'equinozio. Io ho fatto tutta la vita a dire che l'equinozio non ce n'è. Invece l'ANER dovrebbe aver trovato che in realtà non è l'equinozio, ma è una data che è prima dell'equinozio, quindi che comunque annuncia la primavera. Ma cosa ha fatto la chat IGT? Quando me l'ha proposto, ha messo anche i dati su un pozzo che guarda dove non passa il Sole. E AGT ha risposto, cioè nel senso, in pratica, a nord-ovest dell'arco del Sole, e AGT non ha pensato che il Sole non arrivava. Cioè, comunque sia, anche manipolando gli AGT, bisogna conoscere la materia. Cioè, nel senso, un pozzo di azimuth 324, dove il Sole non ci può mai passare, e AGT ha risposto, guarda che il Sole arriva in tale giorno, per dire. Quindi bisogna comunque stare attenti. Però adesso siamo curiosi, penso che abbia fatto gli altri calcoli giusti. Il problema è che non ragiona. Allora, sull'arco, Franco, se quell'arco non avesse le spalle, comunque sia, crollerebbe. No? Crollerebbe. Cioè l'arco per reggersi, comunque sia, spancerebbe se non avesse le spalle. Cioè, secondo me, la teoria di Grosso conferma Santillo e l'ANER con l'aggiunta che come in quell'arco lì servono le spalle, lui mette le spalle all'arco orizzontale, non è in contraddizione, secondo me la completa. Questo volevo dire. Vabbè, però volevo solo aspetta, un'altra cosa. Dovresti imparare a non pisciare fuori dal vaso. Perché? Perché stai pisciando fuori dal vaso. Vabbè, perché? Possiamo dire la propria. Vai avanti. Allora, invece per quanto riguarda Perfugas, il doppio canale,
no? Cioè, mentre il doppio canale guarda l'unistizio minore, cioè mentre la cupola l'altezza dovrebbe essere l'unistizio maggiore, l'altro canale dovrebbe essere l'altro lunistizio. Cioè, in pratica, se a Santa Cristina si può osservare solo il lunistizio maggiore, a Perfugas si può osservare tutta la fase lunare. È straordinario. È ancora più... Sì. Adesso non stai pisciando fuori del vaso, ti stai occupando della mia, sì, però io volevo stendere... Di statica... Vabbè. No, nel senso... Siamo tutti legittimati a parlare di statica. E non hai il senso neanche dell'equilibrio. Un ramo dello scibile umano in cui non la spari, però è interessantissimo. Ma quindi, prima delle domande, per tirare un po' così le conclusioni, mi interrogo su questo. Stasera sono crollati quelli che per me erano dogmi, ancora sono confuso, quindi sempre sentito dal primo giorno in cui mi sono interessato all'argomento che fossero in pietra a secco. E oggi scopro, poi intervieni un attimo, fammela dire. Poi scopro invece che ci sono 3 tipi di malte, ma non hanno funzione. È a secco, ma a secco, quindi non hanno funzioni strutturali. Ok, quindi questo. Ok, l'elenco. Allora la domanda, un attimo, Angelo, per favore. Un attimo. Se non hanno funzione, perché l'hai messa? Continua a dirti... Un attimo, Boni. Poi... dai, un attimo però. Un attimo. Angelo, fammi finire un attimo. Poi l'altro punto che ho preso per buono, proprio come un fatto assodato, il libro di Mauro del 2012, Astronomia Sardegna preistorica, nei pozzi è orientato la perpendicolare all'asse. La scala non ha nessun orientamento, questa è una balla che raccontano, e invece oggi scopro che c'è una costante, quindi c'è una habitus di orientamento comune dell'inclinazione, cosa che non sapevo. Orientamento inclinazione è interessantissimo, verso una data che è 20 giorni precedente, comunque inizio primavera. Ok, quindi questa è una cosa che assolutamente non avevo mai sentito. E poi la ricostruzione è sbagliata, questo è un altro tema, cioè dimmi se sintetizzo bene il tuo pensiero. Non poteva esserci una copertura e non poteva esserci una scala perché la statica non lo avrebbe permesso. Sono molto contento che Zara si sia sbagliato. Molto contento. Ho capito. Perché è venuta fuori una cosa bellissima, che mette insieme una geometria, una forte razionalità con la bellezza. È una sintesi, quindi non c'entra niente, gli va dato un però premio, c'è comunque. Sintesi di bellezza e razionalità, se vogliamo, di ingegneria e di architettura. Quarto e ultimo punto, e qui si è sempre discusso c'è per chi non lo sapesse, sempre l'abbiamo detto, ma questo studioso recentemente scomparso, Leboeuf, ha confermato la geometria lunare della cupola con una precisione stratosferica. Uno degli elementi che gli archeologi citano un po' da membro di Segugli dice: ma è impossibile perché il pelo libero era pieno d'acqua, eccetera, e siamo sempre un po' arrampicati sugli specchi. Cioè, si può votare con dei secchi, la geometria comunque non è inficiata dal fatto che si riempia d'acqua, ma questo sistema di troppo pieno di cui si è sempre parlato per te ha svilito, non ha valorizzato ma ha svilito. Questi 4 punti estremamente interessanti. Questo sono... Grazie Paolo. No, è una sintesi. Tu solo mi capisci. No, io avrei detto che ha fatto bene perché ha permesso di apprezzare la geometria lunare, quindi molto molto interessante. Posso raccontare Quinta ed ultima, sì, tra un minuto. No, poi diamo la parola. Ecco. Quinto e ultimo punto, la discussione iniziale secondo me è estremamente interessante perché da quando ti conosco, cioè dal 95-96, è la prima volta che si discute con un ingegnere che si occupa di meccanica delle rocce, quindi è estremamente fecondo di inferenze il confronto. Poi vedrei chi ha ragione, esatto. È giovane, si ravvede. Doveva arrivare prima qualcuno, però è la prima volta che si discute di questo tema. Penso che domani sarà molto interessante.
Penso anch'io. Domani è molto interessante. Posso stemperare il tutto per dire che ognuno fa un mestiere che riflette un po' anche il proprio carattere, la propria visione del mondo, eccetera. A un certo momento all'università è venuto fuori, ogni 3-4 anni cambiavano schemi didattici, sperimentazioni, eccetera, facoltà di architettura, è sempre il casino. Viene fuori che bisogna partecipare per il 70% alle lezioni. Gli studenti, se non partecipano al 70% delle lezioni, non fanno l'esame. Dovevi prendere le presenze, calcolare, eccetera. Una rottura di coglioni veramente contraria allo spirito universitario. Vuoi andare negli anni 2000 fino al 2005, devi andare a lezione. Per me, se vuoi andare a lezione, vai a lezione, se no te ne vai a esatere con l'amorosa, che è molto meglio. Cioè c'è questa, l'università è tale, se ti interessa vai, e se no non me ne frega un cazzo, dai. Allora, siccome non era facile il 70%, c'era qualcuno che si ammalava, saltava. Allora io ho introdotto una piccola cosa, guarda, se tu hai una scusa valida che non hai potuto venire, sei giustificato. Non mi sento di dire non fare l'esame perché, però trovatemi una scusa inventiva, da architetti. E viene uno, 1,60 m, mingerlino, e dico, tu non hai le presenze sufficienti, come mai, professore? Io per campare devo andare a fare allenamento di pallacanestro, se no non guadagno niente. 1,60 m mi dice che dammi il libretto. Dammi il libretto. No, dai, scherzavo. Dammi il libretto. Scrivo, tecnologia dell'architettura, 30 e lode. Gli altri, guarda, 30 lode. Ho firmato. Quell'altro, professore, poi si dice, professore, perché mi umilia? No, tu hai trovato una scusa inventiva, estemporanea, bellissima. Tu sei adatto a fare l'architetto. 30 lode, Dio, fuori del coglione. Così. E uno viene, ho la mamma malata, ho dovuto curarla. 12, fuori dalle palle. Allora, propongo quindi altri 5 minuti di domande, poi adesso arriviamo a Simone, vero? Allora, e a Mauro. Poi ci sono, mi ricorda Davide, ci sono dei libri in vendita, lì fuori, tutti insomma si spera estremamente interessanti, quindi sono lì. E poi andiamo, caldamente raccomandata il tramonto, al Nuraghe Nueddas. Consideriamo assente ingiustificato chi almeno una volta nella vita non vede questo fenomeno. Chi volesse, io lo ripeto pedantemente, l'alba di domani è un must, è imperdibile. Una volta nella vita bisogna averla vista. Parli. Allora, dai, altre 2 domande. Non stai più tirando su massi, hai messo su 2 chili. Non preoccuparti. 2 chili hai messo su. Tranquillo. Allora, io sono venuto nella sala quando sentivo insomma una diatriba, no? Tra 2, non le definisco neanche 2 tecnologie, però una domanda molto diretta al professor Laner, in questo caso. Lei se la sentirebbe di salire su 5-6 metri di altezza quando sta compiendo, realizzando? No. Perché no? Ma sei matto, soffro di vertigini, vado a casco di sotto. Vabbè, questa è una, come dire, una risposta. Cioè, dove vuoi che vada? Perché sembra quasi che l'esperimento che stiamo portando avanti a Giorgia sia una estemporanea, no? Invece quella torre che adesso ha 7 metri, in realtà ha una sintesi di diverse cose che ho sentito e che conosco per averle lette, tra cui alcune cose che dice anche lei. Poi bisognerebbe vedere se i conci sono sufficientemente lunghi per riuscire a fare quell'esperimento con i legni. Tutto il sistema dei contrappesi che ci deve essere dietro, che ci deve essere, è un sistema di riempimento che comunque è coerente a quello che è. Ma io non lo dico non da ignorante, ma da persona che ha fatto l'esperienza di vivere
il peso delle pietre e di calpestare quelle, insomma, quei piani che via via si sollevano, dove ti rendi conto che è efficiente e anche necessario avere anche della terra che ti aiuta, paradossalmente, perché noi abbiamo iniziato completamente a farlo a secco, significa senza, solo pietre, scaglie, riempimento così. Poi dopo ci siamo accorti invece che utilizzando anche terra, che via via la bagnavamo anche perché compattava, ci rendeva semplicemente più comodo lavorare. E tanto basta, quando uno lavora bene, tanto basta per... È una giustificazione appena migliore di quella del tuo direttore dei lavori. Quando vuole fare l'esperimento di far arrivare a 11 metri il guscio interno della cupola e se la sente di salire facendo solo il guscio interno, allora dirò, professor Lanner, capito? Olano, quando ho sentito che qualcuno voleva rifare un nuraghe, lo sai cosa ti ho detto? È un'operazione che non condivido culturalmente neanche a morire, però abbiamo trovato, mi hai fatto, è sperimentale. Quando ti ho visto sperimentare, devo dire che la mia stima verso di te è stata ed è enorme, perché il fatto manuale, la manualità, uno dice la manualità a forza, no, la manualità, le mani sono dirette dal cervello. E quindi se tu non metti insieme la manualità col cervello non capisci niente. Quindi la capacità che avete avuto per fare quella roba non è un fatto di forza, di manualità, è solo di cervello. E tu non hai parlato, hai fatto. Quindi chapeau. Però io faccio un altro mestiere. Però ho mirato. Però l'operazione di ricostruzione non la condivido. È un fatto culturale, no? Perché allora la coerenza hai dimostrato che Franco, si può fare scusa, ti con interrompo, mezzi Franco. semplici, Franco. lo disfi, Franco, una comunicazione di servizio. Allora, noi dobbiamo andare lì al nuraghe. Chi volesse restare ancora a discutere? No, io vado via. No, mica ti sta... Cioè, No, chi no, vuole lo stare che qui, vale. però noi dobbiamo andare per altre ragioni. Basta. Se siamo detti voleste, tutto. Dante presidia il luogo, se volesse. Grazie a tutti. Allora, andiamo al nuraghe.